Buongiorno, bentrovati alla puntata di Sveglia Trieste di sabato 19 aprile. Andiamo subito a vedere la situazione meteo per oggi e per i prossimi giorni prima di iniziare la nostra rassegna stampa. Oggi sabato 19 su pianura e costa cielo variabile, sulla zona montana nuvoloso con possibilità di qualche rovescio temporale, più probabile sulle prealpi. Temperature minime tra i 12 e i 14 gradi, le massime tra i 16 e i 18. Il tempo per domenica, domani 20 aprile, cielo in genere variabile con maggiore nuvolosità sulle prealpi, i venti di brezza, temperature minime tra gli 11 e i 13 gradi, le massime tra i 17 e i 19. Come si aprirà la settimana? Lunedì 21 aprile, cielo in genere variabile con ampie schiarite sulla costa, maggiore nuvolosità sulle prealpi, venti di brezza, zero termico a 3.000 metri, temperature minime tra i 12 e i 15 gradi, le massime tra i 17 e i 20. Ecco la tendenza anche per martedì 22 aprile con un cielo variabile, le temperature massime in leggero aumento, le minime tra i 12 e i 15 gradi, le massime che potranno toccare anche i 21 gradi. Per quanto riguarda la situazione generale, in questo fine settimana il consolidamento quindi di un debole promontorio anticiclonico porterà a questo miglioramento graduale del tempo, anche se, come detto, sui monti tenderà a permanere un po' di instabilità. Mi sposto sulla prima pagina del quotidiano locale Il Piccolo, che apre con le liste d'attesa, lo scontro regioni-governo, liste d'attesa Muro da Roma, Federica. Noi volevamo trattare, prima viene la salute dei cittadini, sono le parole del governatore della regione pronunciate anche nella puntata di Ring dell'altra sera, che poi rivedremo il servizio. Il presidente del Veneto, Luca Zaia, sventola ancora la minaccia del ricorso alla Corte Costituzionale, ma questa volta lo fa contro il governo che si permette di intrufolarsi negli affari delle regioni, di più nella gestione della sanità e delle liste di attesa. Dal canto suo il governatore del Friuli Venezia Giulia, Federica, ricorda come la conferenza delle regioni abbia proposto la redazione di un testo condiviso con il governo, ma il Ministero della Salute ci ha detto: non vogliamo nessun incontro, andiamo allo scontro di fatto, e se ne parla a pagina 2 del giornale, non anche Focus, sempre in ambito sanità, pagina 2, sul miglioramento degli interventi d'urgenza che fra poco andremo a vedere. La trattativa con gli Stati Uniti, la guerra commerciale, Vance a Roma con Meloni, dialogo sui dazi anche per l'Unione Europea, il vicepresidente degli Stati Uniti Vance a Roma dopo l'incontro alla Casa Bianca fra Trump e Meloni. Sul tavolo anche i negoziati commerciali con l'Unione Europea, ha sottolineato Vance. La Premier si è detta onorata e ha definito fantastico l'incontro con il tycoon a Washington. Apre la Commissione dell'Unione Europea, la missione di Meloni è stata utile per creare altri ponti, quindi l'Italia apre fila per i rapporti con l'America, con gli Stati Uniti d'America. Andiamo su Trieste, Marzi vicino al bis per la presidenza di Trieste Trasporti. Il 28 di aprile l'assemblea dei soci dell'azienda, il presidente Maurizio Marzi Wildauer verrà con ogni probabilità confermato al vertice. Se ne parla a pagina 18 del quotidiano. A pagina 19 invece Fondazione CR Trieste, al territorio 3 milioni e mezzo dalla cultura al sociale, 3 milioni e mezzo di euro donati alla città nel 2024, 400.000 euro in più rispetto al 2023, e l'avanzo di esercizio più che raddoppiato permetterà di aumentare il budget per il prossimo. È l'impegno profuso dalla Fondazione CR Trieste fra cultura, sociale, salute, giovani e sport. Il caso 25 aprile sbarca alla Camera con le opposizioni all'attacco, lo vedremo a pagina 23 del Piccolo, e poi anche la cronaca: molesta studentessa e picchia la sorella, un ventenne è stato denunciato. Se ne parla a pagina 20 del Piccolo, ma poi potremmo vedere anche un nostro servizio. Sconfitta di misura per la Triestina a Vicenza, la foto scelta dal quotidiano Un Momento della partita. Parliamo del match di ieri sera col calcio d'inizio alle 20, Vicenza-Triestina, che abbiamo trasmesso su Tele4 in diretta con un ampio approfondimento anche post partita. Una vittoria di misura di fatto del Vicenza, che così batte la Triestina.
Trieste Book Fest, festa da 45 eventi, lo hanno presentato ieri e noi poi anche qui potremo vedere un nostro servizio che parla appunto della nuova edizione in scena a Trieste dal 28 aprile al 4 maggio, è l'edizione 2025, la città che poi si trasformerà in un arcipelago di storie e di pensieri. Vado anche a vedere la prima pagina del quotidiano nazionale Il Corriere della Sera, ultimatum di Trump a Mosca e Kiev, senza un accordo noi ce ne andiamo. Meloni riceve il vicepresidente statunitense Vance, dialogo sulle tariffe anche per l'Unione Europea, come appunto anche sul piccolo, ampio spazio all'incontro fra i due leader. Conflitto in Ucraina, senza un accordo noi lasciamo perdere, l'ultimatum di Trump. Il Cremlino invece parla di progressi e se ne parla da pagina 2 a pagina 9 del Corriere della Sera, e si lavora già al vertice tra Europa e USA a Roma. Ora si guarda avanti a un summit a Roma nel mese di maggio. Trump e Ursula von der Leyen seduti uno di fronte all'altro e Meloni al centro della scena. La Premier non aveva un mandato ufficiale dalla Commissione europea per trattare sui dazi, ma i vertici di Bruxelles hanno gradito, concordato e seguito la visita giorno per giorno, quasi praticamente ora per ora. Sia Unicredit con Paletti, tensioni nella maggioranza, Unicredit BPM, sì del governo, via libera, condizionato in base al Golden Power. L'esecutivo chiederà alla banca guidata da Andrea Orcel di adempiere ad alcune prescrizioni, ma Unicredit in una nota spiegava che le prescrizioni non erano chiare nel merito. I paletti riguarderebbero le sedi e il perimetro per un'eventuale cessione di sportelli, più sfumati gli interventi riguardanti il personale e gli equilibri della governance. Altro tema, la presenza di Unicredit in Russia, riserve sull'operazione avanzate dai ministri di Forza Italia. Maltempo, la tragedia nel Vicentino, il diluvio, poi la voragine, sono stati inghiottiti padre e figlio, la loro auto trascinata nella voragine che ha sgretolato un ponte a Valdagno nel Vicentino. Sono Leone Francesco Nardon, 64 anni, il figlio Francesco di 21, le due vittime di questo episodio di maltempo. Ha ucciso la ex nelle 2 ore di permesso. Udine, l'uomo ai domiciliari con il braccialetto, poteva uscire il martedì e il giovedì. Era ai domiciliari a Udine con obbligo di braccialetto elettronico, ma questo non ha impedito a Mohamed Nasser Sadi di uccidere la ex moglie Samia Bent, 46 anni, accoltellandola più volte. L'uomo aveva 2 permessi settimanali per uscire, l'allarme è scattato quando il delitto era già avvenuto. Per il PM sarebbe stato meglio lasciare in carcere l'uomo, e se ne parla a pagina 23 del Corriere della Sera per il femminicidio, la tragedia avvenuta in Friuli Venezia Giulia a Udine. Saman, ergastolo ai genitori e anche ai cugini, delitto di Saman, 4 gli ergastoli, condannati i genitori e i cugini, 22 anni di carcere la pena che è stata inflitta invece allo zio. Mi risposto sul quotidiano della regione nostro di Trieste, il Piccolo, per andare a vedere il focus sulle liste d'attesa, regioni pronte a trattare, e il governo non ha voluto, il presidente del Friuli Venezia Giulia così parla: collaborare per la salute dei cittadini, e Zaia invece dal Veneto, no ai commissariamenti o andremo alla consulta. Ancora le parole del governatore Fedriga: col ministro Schillaci c'è stata sicuramente un'incomprensione importante, ma spero non ci sia tensione. Luca Zaia sventola ancora la minaccia del ricorso alla Corte Costituzionale, ma questa volta lo fa contro il governo che si permette di intrufolarsi negli affari delle regioni, di più nella gestione della sanità e delle liste di attesa, materia che scotta per la regione che brama l'autonomia nel campo della sanità. Il tema è noto: il tentativo del Ministero della Salute di mettere in riga le regioni inadempienti nella gestione delle liste d'attesa con un vero e proprio commissariamento di fronte alle storture più evidenti. Bene se il governo andrà
andrà fino in fondo, noi siamo pronti ad adire alla Corte Costituzionale, dice Zaia parlando a nome della Conferenza delle Regioni, e il governo che giovedì scorso ha sancito la frattura respingendo la proposta di rinviare la discussione sul punto come chiesto dalle regioni sembra proprio avere tutte le intenzioni di andare fino in fondo. D'altra parte, per approvare il DPCM contenente il punto contestato sarebbe sufficiente un passaggio in Consiglio dei Ministri e lì l'approvazione con una delibera motivata a prescindere dal voler di Zaia, Fedriga e dei loro colleghi. Ma giù le mani dalla sanità, scandisce il presidente veneto, e poi se il commissariamento fosse la soluzione per sanare tutte queste storture, allora non riesco a capire i problemi che permangono in Molise e in Calabria, regioni commissariate dal governo. E quindi immaginare che ci sia questa nuova figura, il commissariamento dello Stato, è sicuramente un'azione molto popolare nei confronti dei cittadini, ma se lo Stato fosse così bravo a gestire le liste, allora nelle due regioni commissariate i problemi sarebbero completamente risolti. E così non è, dice Zaia, che riprende le parole del collega del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, lui che la Conferenza delle Regioni la presiede ed è quindi stato assurto al ruolo di portavoce dello strappo con il Ministero della Salute. Non vorrei che per questa voglia di accentrare il potere si peggiorasse il servizio al cittadino. Queste sono le parole di Massimiliano Fedriga, che noi possiamo risentire, grazie Enzo, possiamo risentire perché intervistato dal nostro vice direttore Ferdinando Varino proprio l'altro giorno, era uno dei temi della puntata di Ring del giovedì sera. Allora risentiamo quando Fedriga ha pronunciato queste parole. Allora, io non vorrei che per questa voglia di accentrare il potere si peggiorasse il servizio ai cittadini. Quindi come regioni cosa abbiamo detto? Volete mettere delle procedure di controllo straordinario su liste d'attesa? Ci va benissimo, però diamoci delle regole serie e chiare. E quindi che la scusa delle liste d'attesa non sia utilizzata per altro, ma sia utilizzata per migliorare la risposta ai cittadini. Purtroppo, proprio oggi in conferenza delle regioni, noi abbiamo fatto questa proposta collaborativa col governo. Scriviamo un testo condiviso, il governo, o meglio, il Ministero della Salute, ci ha detto no, non vogliamo nessun incontro, andiamo allo scontro di fatto perché hanno detto vogliamo la non intesa. Io continuo a sottolineare la voglia di collaborazione e dell'arte istituzionale, stiamo parlando della salute dei cittadini. Quindi vuol dire che l'obiettivo è veramente quello che lei teme? No, non lo so, però devo dire che centrodestra che vuole... Devo dire che anche rispetto alle lettere inviate alla conferenza delle regioni dal Ministero della Salute e puntualmente e contemporaneamente inviate ai giornali dal Ministero della Salute, seppure erano lettere alla conferenza delle regioni, io non ho mai risposto e non intendo rispondere, perché penso che fare bagarre politica sulla salute, esattamente come dicevo in Friuli Venezia Giulia, tantomeno lo faccio a livello nazionale, anche se ritengo che delle ragioni ce l'abbiamo, però penso che si discute nelle sedi opportune e non le si utilizza per fare una confusione pubblica che non farebbe capire nulla ai cittadini. Quindi c'è una tensione vera con il ministro Schillaci? No, mi auguro che non sia tensione, c'è sicuramente un'incomprensione importante in questo momento. Sì? Rimaniamo in tema sanità. Il Friuli Venezia Giulia migliora le urgenze, ma il sistema fatica ancora. Progressi sugli interventi oncologici e le visite entro 10 e 30 giorni. Per prestazioni a 6 mesi si può però attendere anche più di un anno. I cittadini si lamentano, alcuni rinunciano perfino alle cure. I sindacati contestano con toni duri. La Regione ammette che non tutto fila liscio, ma sottolinea, numeri alla mano, che le attese per le visite, gli esami, i ricoveri e interventi stanno diminuendo. La fotografia del 2024 rispetto all'anno precedente l'ha fornita l'assessore alla salute Riccardo Riccardi a inizio anno. I miglioramenti riguardano chirurgia oncologica, ridotti del 29,6% i giorni di attesa, visite cardiologiche, oculistiche, diagnostica per immagini. Le asportazioni urgenti di tumori sono avvenute nei tempi entro 30 giorni, nell'82,5% dei casi, un aumento del 23,6% sull'anno precedente. A rispettare le scadenze previste dall'impegnativa sono state poi il 63,3% delle prime visite cardiologiche con priorità B 10 giorni e D 30 giorni, mentre nel 2023 erano state il 55,6%. Nei tempi il 78,5% delle prime visite oculistiche con medesima priorità, l'anno prima il 63%. Per la diagnostica per immagini si è passati dal 63,7% delle prestazioni nei tempi del 2023 al 73,4%. Questo vuol dire che va tutto bene? No, la sintesi di Riccardi, che ha precisato che siamo all'inizio di un percorso, ma ha aggiunto
il sistema è iniziato a marciare. Non sono mancati più di recente gli aggiornamenti sui primi mesi del 2025 con focus sugli interventi oncologici in classe A per i quali l'attesa non deve superare i 30 giorni. In Asulgi per il tumore al polmone si è passati dal 64,5% entro il mese dalla diagnosi del 2019 all'89,3% del 2024 per arrivare al 95% nei primi 2 mesi e mezzo di quest'anno. L'attesa media che 6 anni fa era di 26 giorni, è ora di 13. Per il tumore all'utero dal 71,4% del 2019 si è saliti al 90%, per la mammella dal 52,3% al 76,9% del 2024 e all'89,7% del 2025, con un'attesa media scesa in 6 anni da 37 a 18 giorni. Restano invece tempi lunghi per le visite non urgenti. Nel portale regionale per la verifica delle prenotazioni per una visita cardiologica in priorità P, 180 giorni, si arriva fino a 413 giorni all'ospedale di Cividale per un'ecografia dell'addome completo, a 348 giorni all'ospedale di Gorizia e a 585 giorni all'ospedale di San Daniele per una mammografia, a 761 giorni all'ospedale di Udine e a 511 a quello di Monfalcone. Questo insomma un po' di dati che ricalcano la situazione dell'attesa per gli interventi in sanità. Andiamo anche sulla politica nazionale che l'abbiamo vista prima, poi andremo naturalmente sulle pagine più triestine. Dialogo aperto, Vance da Meloni, dazi ora siamo più vicini, incontro tra il vicepresidente e la premier, focus sulla cooperazione per la difesa e l'aumento delle importazioni di GNL. Per avviare un dialogo con Donald Trump bisogna tenere rapporti personali diretti, Giorgia Meloni ne è sempre stata convinta e questo è il principale messaggio che spera sia accolto anche a Bruxelles dopo la sua missione a Washington, anche per sfruttare al massimo 3 mesi di sospensione dei dazi commerciali per far decollare il negoziato Stati Uniti-Unione Europea con l'orizzonte di un libero mercato transatlantico. Un percorso che la Premier spera possa essere suggellato da un incontro fra il presidente americano e Ursula von der Leyen, con la disponibilità di ospitarlo a Roma. Meloni è atterrata all'alba all'aeroporto di Ciampino dopo una missione durata poco meno di 48 ore, voli inclusi, anche per poter essere a Palazzo Chigi in tempo per ricevere il vicepresidente degli Stati Uniti J.D. Vance, prima da sola, poi un pranzo allargato ai vicepremier Salvini e Tajani. La soddisfazione supera la fatica, i suoi parlano di un risultato straordinario. Trump ha accolto l'invito per una visita ufficiale in Italia nel prossimo futuro, anche valutando la possibilità di organizzare in tale occasione un incontro tra Stati Uniti ed Europa, conferma la dichiarazione congiunta. Tra un mese il Tycoon sarà in Europa per il vertice NATO all'Aia, seguito subito dopo da un Consiglio europeo. Potrebbe essere la finestra giusta perché la sospensione dei dazi scade il 10 luglio. Più in là c'è il summit in Italia sulla ricostruzione dell'Ucraina, tema emerso sia nel bilaterale alla Casa Bianca sia in quello con Vance. Da Palazzo Chigi fanno notare che la situazione ora è molto positiva e piano piano si va avanti. Il percorso però è tutto incerto e tutto da costruire secondo i ragionamenti e le analisi approfondite di queste ore e i piani alti del governo. Perché Trump si è detto convinto che si arriverà a un accordo, ma sui dazi non ha cambiato idea e non sarebbe disposto a passi avanti finché non saranno chiarite le mosse europee su una serie di temi per lui cruciali, inclusi i rapporti con la Cina. Con il presidente americano non si può prescindere da relazioni personali dirette, avrebbe sottolineato la stessa Meloni nella telefonata sull'esito del viaggio alla Presidente della Commissione UE von der Leyen e al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. L'obiettivo della Presidente del Consiglio è porsi sempre più come un interlocutore europeo chiave per Washington. Sul piatto ha messo una serie di sforzi per rafforzare la cooperazione con gli investimenti per 10 miliardi di euro, maggiori importazioni di gas naturale liquefatto dagli Stati Uniti, gli impegni condivisi a non discriminare fiscalmente le big tech, a rafforzare la cooperazione sulla difesa, a proteggere infrastrutture e tecnologie critiche e sensibili utilizzando solo fornitori affidabili, a sviluppare un corridoio economico India, Medio Oriente, Europa. Insomma, questa è la
situazione che si delinea anche nei rapporti tra Stati Uniti, Unione Europea e ovviamente Italia con Meloni aprifila appunto apripista per questi tipi di rapporti. Von der Leyen raccoglie l'assist, ma a trattare con gli USA sono io, telefonata a Bruxelles-Roma. Dopo la missione l'Italia, come detto, apripista ma nel rispetto dei diversi ruoli. Qualsiasi passo per facilitare i rapporti transatlantici è il benvenuto, ma la trattativa non può che restare in capo alla Commissione. A seguito della missione di Giorgia Meloni a Washington, Ursula von der Leyen non cambia la linea che ha adottato sin dai giorni che precedevano il viaggio oltreoceano della Presidente del Consiglio italiana. Un viaggio che, stando a quanto raccontano le fonti europee, non ha certo intaccato gli ottimi rapporti tra la Presidente dell'Esecutivo dell'Unione Europea e Giorgia Meloni. Le due leader si sono confrontate come da accordi prima e dopo l'incontro alla Casa Bianca, una missione positiva, spiegano le fonti della Commissione, sottolineando come l'iniziativa italiana abbia rappresentato un'ulteriore chance per costruire ponti tra le due sponde dell'Atlantico. Von der Leyen quindi ha incassato l'assist che Meloni le ha portato grazie alla sua special relationship con Donald Trump. Non poteva fare altrimenti, anche perché c'è un dato da non sottovalutare: da quando il presidente americano è alla Casa Bianca i contatti con von der Leyen sono stati praticamente inesistenti, e non è un caso che nell'incontro con la stampa allo Studio Ovale Trump abbia parlato di interlocuzioni con alcuni leader europei senza però neppure nominare i vertici comunitari. Da qui il ragionamento che circola al 13° piano di Palazzo Berlaymont: qualsiasi tentativo di agevolare il negoziato tra Washington e Bruxelles da parte di un singolo capo di Stato o di governo non può essere ignorato. Le immagini del bilaterale tra Meloni e Trump sono state vagliate dall'inner circle di von der Leyen. La sensazione, viene spiegato, è stata positiva. Nessuna parola fuori sincrono è arrivata da Meloni e il dato è stato apprezzato. Questa è la situazione più in generale, quindi, per quanto riguarda i rapporti commerciali tra Stati Uniti, Unione Europea e naturalmente Italia. Andiamo a vedere la presentazione del Trieste Book Fest, che è andata in scena ieri, è stata presentata in conferenza stampa. La città si prepara per questa edizione 2025. Sentiamo il servizio. Mokhtar Hamoudi, di cui Gramma Feltrinelli pubblica le condizioni ideali, sarà uno degli ospiti della 10ª edizione del Trieste Book Fest, presentata stamani. Il sottotitolo scelto quest'anno, L'isola che non c'è, fotografa innanzitutto uno degli atteggiamenti di un lettore nei confronti del libro. Il libro è questo spazio, è quest'isola che non c'è, con delle sue regole, un suo linguaggio, che è quello che crea l'autore e che ogni lettore ricrea di volta in volta leggendolo. In realtà, restando nella metafora, più che un'isola, quest'anno Bookfest sembra quasi un arcipelago, nel senso che saranno ben 13 le sedi scelte per la manifestazione, che come tradizione proporrà una serie di incontri e riflessioni con gli autori. Fra gli ospiti, ad esempio, Sandrone Dazieri, Diego Marani ed Enrico Marchetto, guru della comunicazione digitale, giacché una parte della kermesse sarà dedicata all'intelligenza artificiale. Fortemente presente la realtà locale, a cominciare dall'interazione con il mondo dell'arte e soprattutto con l'EX, il Museo della Letteratura. Sarà infatti sede di una serie di eventi aperta al contributo di autori ed esperti del territorio. Promuovere la curiosità, la fantasia, come dicevamo prima, l'amore per la scoperta alle giovani generazioni è un passaggio e la base essenziale per poi gettare le basi per una crescita effettiva, il progresso e per il bene comune. Insomma, un appuntamento che rinsalda il rapporto già fortissimo fra la città e la cultura del leggere. L'attività che fa Bookfest per, diciamo così, parlare di libri, di lettura è un elemento fondamentale. Oggi dobbiamo combattere una battaglia che è quella di ignoranza, che spesso è legata ai social, dove ci si dice di tutto, eccetera, e si trascura invece di approfondire quelli che sono stati i bagagli e conoscenze che vengono da millenni d'epoca, che sono stati trasportati una volta dalla parola, poi dai libri.
Torniamo sul giornale. Il Consiglio di amministrazione di Trieste Trasporti si tratta per il rinnovo. Marzi verso la conferma. L'assemblea il 28 aprile. Il presidente in quota Fratelli d'Italia pronto al bis nel triennio 2025-2027, così come l'amministratore delegato Agnello Semplice, intesa sulle nomine di Lega e lista di piazza. Lunedì 28 aprile Trieste Trasporti riunirà la propria assemblea dei soci, chiamando a rinnovare il Consiglio di amministrazione per il triennio 2025-2027. A meno di clamorose sorprese, Maurizio Marzi Wildauer verrà con ogni probabilità riconfermato ai vertici dell'azienda. Il presidente uscente in quota Fratelli d'Italia sarà quasi certamente affiancato da Paolo Tutta, membro designato dalla Lega, e dall'amministratore delegato Agnello Semplice, espressione del socio Arriva Italia. Meno conclamata la riconferma degli altri due componenti, per quanto i numeri in crescita contenuti nell'ultimo bilancio aziendale, anch'esso in approvazione in sede di assise, sembrerebbero orientare pubblico e privato verso una scelta di sostanziale continuità. L'ufficialità arriverà solo tra 10 giorni, ma le segreterie hanno chiuso i confronti e un giro di telefonate dissipa gli ultimi dubbi. Il CDA di Trieste Trasporti è composto da 5 membri, 3 indicati dal Comune di Trieste in quanto socio pubblico di maggioranza con il 52,5% delle azioni e 2 individuati da Arriva Italia, socio privato minoritario al 39,9%. Il nome di Marzi Wildauer, peraltro alla guida anche del consorzio TPL FVG, appare blindato per un secondo mandato. Il presidente uscente era stato indicato nel 2022 dalla direzione provinciale di Fratelli d'Italia, che nella scacchiera delle composizioni di giunta comunale e controllate aveva ottenuto la casella dei trasporti, strappandola a Forza Italia dopo diversi anni. Il partito di Giorgia Meloni ora si dichiara pronto a riconfermare la propria scelta ai vertici dell'azienda, riconoscendone i risultati ottenuti in un triennio iniziato sull'onda lunga della pandemia, segnato da tensioni sindacali e chiuso con la travagliata ripartenza del tram di Opicina. Il traguardo del primo fischio della linea 2 è ormai alle spalle e con esso anche i tanti batti e ribatti dell'ultimo miglio tra Trieste Trasporti e Comune, lasciando sul curriculum di Marzi Wildauer spazio piuttosto ai risultati ottenuti alla guida dell'azienda. Il servizio autobus notturno, il collegamento marittimo Miramar, la prima linea fissa all'interno del Porto Vecchio e il rinnovo della flotta con mezzi elettrici finanziati dal PNRR. Non da ultimo un bilancio in approvazione il 28 aprile che saluterà la probabile riconferma del Presidente con un utile raggiunto nel 2024 in sensibile crescita rispetto all'inizio del mandato. In continuità appare anche la scelta di Paolo Tutta, sempre espressione del pubblico ma in questo caso in quota Lega. Fonti vicine al Carroccio danno per certo un bis dell'immobiliarista all'interno del CDA aziendale. Il cerchio si chiuderebbe con Vanessa Antonella Cason, attiva nel campo della consulenza del lavoro e consigliera in 4ª circoscrizione, insediatasi nel Consiglio di Trieste Trasporti lo scorso triennio su indicazione di Giorgio Rossi per la lista di piazza. 3 anni sono tanti per la politica locale e ancora più lunghi saranno apparsi per la civica a sostegno del primo cittadino, passata attraverso fratture interne ed esodi verso le altre correnti. Lista di piazza si dice comunque in salute. Lo stesso sindaco ne ha assicurato la presenza alle prossime elezioni comunali nel 2027, motivo per cui sembrerebbe trapelare la volontà del gruppo di mantenere uno scranno strategico all'interno dell'azienda di Trieste Trasporti. Restano quindi le 2 nomine del socio privato. Il ruolo dell'amministratore delegato appare quasi scontato, considerato che Agnello Semplice, peraltro amministratore delegato di TPL FVG, siede nel CDA di Trieste Trasporti dal 2016. Arriva Italia finora ha sempre confermato la sua scelta e a 10 giorni dall'assemblea nulla sembra suggerire un cambio di rotta. L'unica sorpresa potrebbe arrivare con la 5ª poltrona, oggi occupata da Pietro Brunetti, succeduto a Paolo Girino a mandato inoltrato. A condizionare la possibilità del rinnovo c'è però il tema della quota di genere, che vorrebbe almeno 2 donne nel CDA dell'azienda. L'eventuale riconferma della dipiazzista Cason soddisferebbe il criterio solo per metà. La seconda donna dovrebbe essere quindi indicata da Arriva Italia. Andiamo a vedere anche la notizia che riguarda Fondazione CR Trieste, cultura sociale e sostegno ai giovani, dalla Fondazione 3,5 milioni al territorio. Approvato il bilancio consuntivo 2024, avanzo di esercizio più che raddoppiato, cresce il patrimonio, oltre al presidente Paniccia, nel nuovo CDA Kosulic, Pesle e Donaggio, riconfermati Eva e Peroni. 3,5 milioni di euro
donati alla città nel 2024, 400.000 euro in più dell'anno precedente e l'avanzo di esercizio più che raddoppiato permette di aumentare ancora di più il budget per il prossimo anno allargando i cordoni della borsa oltre quota 4 milioni. È l'impegno profuso dalla Fondazione CR Trieste nel campo della cultura, del sociale, della salute dei giovani e dello sport a favore della collettività giuliana e quanto emerge dal bilancio consuntivo 2024 approvato ieri all'unanimità dal Consiglio Generale dell'ente presieduto da Massimo Paniccia. La Fondazione gode di ottima salute, lo attestano i dati. Il primo riguarda l'avanzo di esercizio pari a 16.400.000 euro, più del doppio del 2023, quando la Fondazione ha chiuso con 7,3 milioni. Il secondo riguarda la crescita del patrimonio netto di 23.700.000 euro per un totale attestato di 274.400.000 euro di capitale complessivo. La redditività è del 14%. Il risultato economico molto positivo si rimarca dopo l'approvazione del bilancio a cui hanno contribuito 3 fattori: la diversificazione degli investimenti, la redditività delle 2 partecipate Unicredit e Cassa Depositi e Prestiti e un'operazione sui titoli Unicredit che ha portato a una plusvalenza importante. L'impegno principale ha riguardato il settore della cultura che ha fruito del 38% degli stanziamenti in linea con l'anno precedente, a seguire il sociale col 26% e l'ambito giovanile e sportivo che ha beneficiato del 22% delle somme messe a disposizione. Infine la salute col 14%. Dei 3,5 milioni elargiti l'anno scorso, il 68% è andata al sostegno di progetti e programmi definiti dalla Fondazione stessa. Il resto è stato erogato sotto forma di contributi a enti esterni. Ci fermiamo per una pausa pubblicitaria, torniamo fra poco. C'è tanto di decreto che dice che i fondi del PNR per la rinnovia di Trieste non esistono più. Il dibattito di ieri a tema Cabinovia parte subito con la polemica relativa al finanziamento dell'opera. Nel partecipatissimo incontro pubblico di Via Filzi il primo affondo riguarda il denaro. Senza il PNRR tocca al Ministero finanziare l'infrastruttura, primo punto contestato dai Contras. E capite, quando noi leggiamo che il progettista della funivia che lavora per la ditta che produce funivie dice che il tram non si può fare, è come chiedere all'oste se il vino è buono. Il focus poi si è spostato verso l'opportunità che offre il grande flusso turistico, argomentato nel collegamento fra centro e altipiano. Gli albergatori ci hanno chiesto la pista sulle rive e un collegamento rapido con l'altipiano perché danno le biciclette ai turisti che così possono prendere la bicicletta. La Cabinovia, come sapete, porta 2 biciclette alla volta, ma stiamo parlando di cabine che passano ogni 20 secondi, consente di arrivare sull'altopiano dove ci sono lo smizzo, piscina e la possibilità di visitare il Carso. Un altro aspetto emerso ieri è quello della mera mobilità, con la scelta che faranno gli automobilisti. Secondo William Starz del Comitato Nuovo Via, con ampi parcheggi ad hoc in Porto Vecchio, la gente non prenderà la cabinovia, ma andrà direttamente nel parcheggio. Stando al dirigente del comune, invece, 5-6 mila utenti al giorno che prenderanno il collegamento funicolare saranno tolti dal traffico stradale. Prevedere la realizzazione di un sistema di trasporto urbano e di connessione territoriale ferroviario, tranviario e o similari attraverso il riuso, il potenziamento e la messa in rete delle infrastrutture ferroviarie e tranviarie esistenti. Probabilmente quando si è proposta la cabinovia, che non abbiamo ancora capito se nasce con una tesi di laurea o che altro pensiero, si è negato completamente quanto è scritto nel piano regolatorio. 5-6 mila utenti al giorno sono una stima ragionevole per il funzionamento della cabinovia. Ogni utente della cabinovia sarà un utente in meno sull'auto o sul bus, perché esistono anche un traffico sottratto anche alla parte bus esistente. Alleggerire il traffico da nord, dare un servizio a Porto Vecchio, collegare 2 rioni oggi scomodi da raggiungere come Barcola e Opicina e infine la mobilità turistica. Avete sentito le parole pronunciate durante il dibattito pubblico in Via Filzi sul tema cabinovia con l'ingegner Bernetti per il comune e invece William Starz per i no Ovovia. Andiamo sulla cronaca, parliamo di un incidente, un tamponamento in Viale D'Annunzio, una donna rimasta ferita, il traffico che è stato bloccato. L'incidente nella tarda mattinata di ieri in Viale D'Annunzio, il sinistro si è verificato attorno alle 11:30 nei
pressi dell'incrocio con largo Ugo Mioni e via Conti, nei pressi dell'attraversamento pedonale. Sono 2 le macchine coinvolte, una Fiat 500 bianca e una Honda. Non risultano feriti gravi, ma in seguito all'impatto tra veicoli uno dei 2 passeggeri, una donna, ha riportato alcuni traumi ritenuti comunque lievi. La signora è stata quindi soccorsa da un'ambulanza del 118 e portata all'ospedale di Captinara in codice verde per gli accertamenti. Secondo i rilievi della polizia locale, la 500 ha tamponato l'altra vettura. I 2 veicoli in quel momento stavano procedendo in direzione di piazza Foraggi. È stata la 500 a riportare i danni più rilevanti. Due le pattuglie intervenute sul posto, una per rilevare l'incidente, per liberare la strada dai veicoli coinvolti, l'altra per la gestione della viabilità. La zona infatti è stata momentaneamente interdetta al traffico e ciò, come si può immaginare, ha determinato contraccolpi in Viale D'Annunzio nell'intera area circostante. Il vice della stradale Silvio Buttazzoni lascia il servizio attivo. Il sostituto commissario vicecomandante della polizia stradale ha quindi lasciato il servizio, arruolato nel 1989, trasferito a Trieste nel 1996, ha avuto una lunga carriera impreziosita da attestati professionali e riconoscimenti da parte della Polizia di Stato e delle istituzioni cittadine, ma resa straordinariamente significativa per l'impegno che con determinazione ha riservato al mondo dei giovani. Si è speso incessantemente per trasmettere e consolidare la cultura della legalità, il rispetto delle regole e la conquista della consapevolezza dei rischi della circolazione stradale. Assieme alla moglie Roberta ha costituito l'associazione Il Sogno di Giulia in memoria della giovane figlia tragicamente scomparsa il 2 dicembre 2016 a causa di un incidente stradale. Andiamo a vedere, ma lo facciamo tramite un nostro servizio, andiamo a vedere il caso della ragazza molestata e poi la sorella picchiata dalla stessa persona, un giovane. È tutto successo al pub che sta sulle rive, la birreria Spiller, una vera e propria aggressione. Un ventenne è stato denunciato dai carabinieri dopo il palpeggiamento, si è seduto al bancone ignorando le 2 studentesse e poi ha sferrato un pugno alla sorella vittima della molestia. Allora, vediamo il servizio che fa un po' un sunto, la sintesi di quanto avvenuto. Prima ha palpeggiato il sedere a una ragazza, poi ha sferrato un pugno alla sorella, mandandola all'ospedale. Il grave episodio di cronaca è avvenuto la settimana scorsa nella birreria Spiller in riva a Nazario Sauro. Secondo la ricostruzione dei carabinieri intervenuti sul posto, 3 studentesse si erano recate al locale per la pausa pranzo. Il luogo è spesso frequentato da universitari. Mentre le giovani donne, 2 sorelle e un'amica, stavano consultando il menù nell'atrio, una delle 2 sorelle si è sentita chiaramente palpeggiare il fondoschiena. La ragazza si è voltata e ha visto un giovane che, dopo aver compiuto il gesto, faceva finta di nulla, entrando poi nel bar. La ragazza, in quel momento in preda a un forte mal di gola, non riusciva a parlare, ma la sorella e l'amica, testimoni del fatto, hanno cominciato a urlare in direzione del ragazzo. Questi continuava a far finta di niente e si è accomodato al bancone, seguito dalle 2 ragazze che gli chiedevano spiegazioni. Lui ha mantenuto un atteggiamento indifferente, ignorando le giovani. Le studentesse allora hanno continuato ad accusare l'uomo davanti agli avventori del locale e al personale dipendente. A quel punto il ragazzo si è arrabbiato, si è alzato dallo sgabello e dopo aver minacciato le ragazze ha sferrato un pugno alla sorella della vittima del palpeggiamento. La giovane è stata colpita al collo, sul lato sinistro. A quel punto è intervenuto il personale della birreria che ha bloccato il ragazzo e ha chiamato il 112. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e un'ambulanza. La ragazza ferita è stata portata subito in ospedale in codice arancione. Il malintenzionato, anche lui studente, di nazionalità macedone e in Italia con visto scaduto ma in corso di rinnovo, è stato portato dai militari dell'Arma alla caserma di Viermet. I carabinieri lo hanno denunciato per i reati di lesioni e violenza sessuale. Rimaniamo sulla notizia andando a leggere anche le parole del gestore del locale in cui è successo il fatto. Un tipo un po' strano, lo abbiamo fermato in attesa dei soccorsi, parla il responsabile della birreria Spiller, Manuel Glisic.
Personalmente non ho assistito alla molestia perché in quel momento mi trovavo in un'altra zona del locale, ma quando le ragazze sono state aggredite, la collega che era in cassa mi ha subito avvisato e sono intervenuto di corsa. In attesa dei carabinieri abbiamo fermato quel giovane, un universitario di circa 20 anni che ho visto più volte nel locale. Lo ricordo bene, era il 26 marzo, la giovane molestata era sconvolta. La testimonianza, come detto, è di Manuel Glisic, responsabile dello Spiller. Ho ancora bene in mente la scena, ripercorre. In quegli istanti ho preferito allontanare le giovani coinvolte proprio per evitare problemi e quindi mi sono avvicinato al ventenne per chiedergli spiegazioni. Lo ammetto, ero un po' teso e alterato perché ha toccato una ragazza. A me queste cose danno molto fastidio, ma precisa ancora il responsabile della birreria, ho cercato di mantenere la calma. Lui invece era minaccioso, mi ha detto di farmi gli affari miei e di andare via, ma in attesa dei carabinieri che sono arrivati dopo circa mezz'ora abbiamo giocato d'astuzia, abbiamo comunque portato al giovane universitario quanto aveva appena ordinato in modo da prendere tempo. Gli abbiamo detto siediti qui tranquillo fin tanto che non arriva la comanda, ma era appunto un trucco per aspettare che arrivassero le forze dell'ordine. Non appena sono entrati i carabinieri, afferma ancora il titolare dello Spiller, mi sono avvicinato e gli ho tolto la forchetta e il coltello perché non mi fidavo, temevo che potesse reagire male e compiere ulteriori gesti aggressivi. I militari dell'Arma sono rimasti a lungo all'interno del locale, oltre che identificare l'aggressore hanno raccolto le testimonianze dei presenti e hanno verbalizzato l'accaduto. Le 3 universitarie invece sono andate al pronto soccorso di Cattinara, erano tutte molto agitate, puntualizza il titolare della birreria. Come detto, il giovane macedone non è un volto nuovo, chi lavora allo Spiller lo aveva già visto varie volte. Si conferma Glisic, è uno studente universitario, quindi è venuto qui da noi più volte a mangiare, è un ragazzo effettivamente un po' strano. Queste le parole di chi ha vissuto quei momenti concitati la settimana scorsa, il 26 marzo, che ha vissuto questi problemi alla birreria Spiller. Andiamo a vedere quello che riguarda la notizia della polizia locale. Dal 110% alle ristrutturazioni crescono quindi i reati nell'edilizia. Il bilancio delle attività del nucleo polizia edilizia nel 2024 i casi intercettati dalla polizia locale in città sono stati 134 più 31 rispetto all'anno precedente, portate all'attenzione della procura 3 violazioni legate al super bonus, quindi bonus 110% e lavori di ristrutturazione in strutture ricettive hanno inciso sull'aumento dei fascicoli aperti dal nucleo polizia edilizia del comune di Trieste, una costante progressione che fa incrementare i casi da 611 del 2023 ai 674 del 2024 per arrivare ai 179 registrati nei primi mesi del 2025. Aumentano anche le notizie di reato che nel 2023 erano state 103 e 134 l'anno successivo. Nel primo trimestre del 2025 sono state 32. Tra le violazioni principali i vincoli paesaggistici, le sostituzioni di infissi, la creazione di secondi bagni e le modifiche strutturali alle parti portanti durante le ristrutturazioni, ma anche il problema creato dal bonus 110% che ha visto in città almeno 3 situazioni portate all'attenzione della Procura della Repubblica. L'attività del nucleo polizia edilizia della Polizia Locale di Trieste è stata presentata ieri mattina dall'assessore comunale alle politiche per la sicurezza Caterina De Gavardo con il comandante della Polizia Locale Walter Milocchi e 2 dei 5 operatori del nucleo polizia edilizia e sicurezza cantieri, il commissario superiore Luciano Momic e il vicecommissario responsabile Igor Kozman e il presidente della sesta commissione Salvatore Porro. Le segnalazioni che arrivano quotidianamente da parte dei cittadini e uffici preposti sono una decina, riguardano principalmente attività a carattere edilizio, dai cantieri alle ristrutturazioni. Tra nuovi investitori stranieri che acquistano in città per poi ristrutturare e convertire in strutture ricettive e il bonus 110%, il ruolo del nucleo polizia edilizia si sta evolvendo parallelamente alle nuove esigenze della città, come spiegato dall'assessore De Gavardo. Il loro lavoro è quello di essere sentinelle sul territorio, sono un po' il braccio di altri enti interni ed esterni al comune e rispondono alle tante segnalazioni dei cittadini. L'attività viaggia su 2 binari paralleli, da una parte il controllo dei cantieri edili, dall'occupazione del suolo pubblico fino alla sicurezza. I sopralluoghi congiunti con Asugi e Ispettorato del Lavoro sono stati 19 nel 2024 e 4 nel primo trimestre 2025. Parallelamente vengono trattate problematiche molto varie di natura edilizia che spaziano dal rispetto della tutela dei
vincoli monumentali o paesaggistici, al controllo di tutta una serie di abusi edilizi. Sul tema degli abusi edilizi il comandante Milocchi ha voluto chiarire: non siamo in una zona di abusivismo, ma è anche vero che tra il Carso e il mare il vincolo paesaggistico sussiste su moltissimi terreni ed edifici della città e qualche abuso l'abbiamo riscontrato. La grande trasformazione che Trieste sta subendo per la sua vocazione turistica dà impulso all'analisi delle nuove attività. È fondamentale che queste attività lavorino nella legalità e nella sicurezza, ha indicato De Gavardo. Il comandante Milocchi ha voluto precisare: è un lavoro trasversale tra i tanti enti coinvolti, può partire da una segnalazione di un cittadino per lavori di vicinato o per un banale controllo, come ad esempio la mancata dichiarazione di fine lavori, fino a imbattersi in una truffa milionaria in un appartamento che a seguito di lavori di ristrutturazione per un'attività ricettiva è stato suddiviso in 2 enti abitativi. Da giugno 2024 i controlli sono stati circa una decina e hanno riguardato, come ha spiegato De Gavardo, l'allacciamento della zona cucina alla canna fumaria, alla presenza o meno del disimpegno dell'antibagno, all'altezza minima di un alloggio che è prevista per legge e non sempre però viene rispettata. Le richieste di Ansfisa, termica dei binari del tram, nuovi lavori a inizio di quest'estate. I lavori lungo la tranvia non sono finiti, ora che anche la terza vettura del tram di Opicina è tornata a sferragliare, riportando il servizio a regime. Comune e Trieste Trasporti possono pianificare tutti gli interventi rimanenti per la manutenzione della linea 2. A partire da quest'estate, indicativamente tra maggio e inizio giugno, la prima voce sulla lista di lavorazioni richieste dall'Ansfisa riguarda infatti la termica dei binari. La bella stagione si avvicina e serve pertanto regolare la dilatazione dei binari, che si verifica all'aumentare delle temperature, inserendo delle campate polmone della lunghezza di 36 metri, eccezionalmente di 18 metri laddove possa mancare lo spazio, a protezione di deviatoi, scambi e passaggi a raso delle rotaie già saldate. L'ipotesi allo studio dell'azienda di trasporti che effettuerà i lavori su incarico del Comune è di procedere con il cantiere durante la notte, così da non interrompere l'esercizio quotidiano del tram di Opicina. Servirà quindi attendere giornate dal cielo più stabile e più calde, motivo per cui l'Agenzia Nazionale ha accordato una proroga di 45 giorni rispetto al termine inizialmente fissato al 30 aprile, ora slittato al 15 giugno. I lavori verranno quindi effettuati al massimo all'inizio di quest'estate. Il grosso dei cantieri verranno poi programmati gradualmente nel corso del 2026. Terminati i lavori indifferibili richiesti dall'Ansfisa per il nulla osta alla ripartenza, restano ora da completare tutta una serie di lavorazioni prescritte dal nuovo regolamento stilato dalla stessa Agenzia Nazionale con Ferrovie dello Stato, Regione, Trieste Trasporti e Comune. I lavori riguarderanno tutta la linea: recinzioni, binari, scartamento e sopraelevazione. La scadenza è fissata al 31 dicembre 2025, ma il Comune sta valutando di richiedere una proroga così da eseguire le varie prescrizioni in parallelo ad altre operazioni che dovranno vedere luce nel corso del prossimo anno, così da limitare eventuali interruzioni ai servizi o disagi per i passeggeri del tram di Opicina. Tra queste c'è la revisione ventennale della funicolare che scadrà a metà 2026, oltre a una serie di interventi da tempo programmati dal Comune, come la previsione della vettura 407 e l'atteso ripristino del capolinea di Piazza Oberdam. Andiamo a vedere anche questa notizia, poi fra poco vediamo un nostro servizio. Il caso 25 aprile sbarca alla Camera, scontro tra opposizioni e di piazza, centro-sinistra contro il no al patrocinio del Comune alla festa collaterale. Il sindaco parla di una polemica pura. Lo scontro sul 25 aprile in città si sposta su un piano più alto, con interrogazioni depositate dalle opposizioni in Consiglio regionale e una di AVS in Parlamento. Il terreno su cui si muove è la festa in Campo San Giacomo, che il Comitato 25 aprile, di cui fanno parte ANPI, CGIL, forze politiche, associazioni studentesche e altri soggetti attivi sul territorio, voleva organizzare, cui il Comune ha negato il patrocinio e che nel frattempo è saltato. Il sindaco Roberto Di Piazza, da parte sua, liquida con una frase il tutto: si chiama certificato di esistenza in vita, anche se gli avessi concesso tutto avrebbero comunque trovato modo di fare polemica. E il presidente dell'ANPI di Trieste, Fabio Vallon, attacca: la città sarà l'unico capoluogo di regione a non festeggiare il 25 aprile, lo commemorerà in risiera ma non festeggerà. A far scattare le interrogazioni è stata la motivazione addotta dal gabinetto del sindaco per il rigetto del patrocinio.
La ricorrenza del 1949 è stata istituzionalizzata come festa nazionale insieme al 2 giugno, festa della Repubblica, alla luce di un tanto ed in considerazione che il Comune di Trieste è un ente locale dello Stato, è alquanto pleonastica la richiesta di patrocinio per un appuntamento che rientra nel significato di questa giornata. Tale richiesta infatti negli anni passati non è stata mai avanzata dagli organizzatori in quanto ritenuta oggettivamente superflua, si legge sul documento che spiega il parere negativo al patrocinio espresso dalla Giunta Comunale. Una nota congiunta di tutti i gruppi di opposizione del Consiglio regionale annuncia il deposito di un'interrogazione a prima firma di Serena Pellegrino di AVS, in cui si chiede alla Giunta regionale se sia stata informata della vicenda, se ne condivida l'impostazione, se ritenga opportuno esprimere una posizione pubblica. Non solo, nell'interrogazione si propone di aprire una riflessione sull'opportunità di definire a partire dal 2025 un quadro regionale di sostegno e coordinamento alle iniziative del 25 aprile, capace di riconoscere il contributo plurale di chi sul territorio lavora per tenere vive le ragioni della liberazione. In Parlamento invece Nicola Frantoianni, leader di Alleanza Verdi e Sinistra, a depositare alla Camera una interrogazione su quello che ormai è diventato un caso 25 aprile a Trieste, e sui suoi social ha pubblicato un video che stigmatizza la motivazione adottata, chiamandolo un argomento tanto burocratico quanto inaccettabile. Caro sindaco, cara giunta, afferma il deputato, non è affatto pleonastico chiedere l'appoggio delle istituzioni per la festa più importante della nostra nazione, quella della liberazione dal nazifascismo e della costruzione della nostra Costituzione, che è e resterà antifascista. Per Vallone il diniego usa una motivazione similtecnica per coprire un diniego politico. Ci sono casi in tutta Italia, anche a Trieste, di patrocini concessi per feste nazionali, e dunque alla fine Trieste sarà sicuramente l'unico capoluogo di regione e probabilmente l'unico capoluogo di provincia a non festeggiare il 25 aprile, ed è anche a causa di questo diniego che la festa, un evento non a numero chiuso a differenza delle celebrazioni solenni risiera, alla fine quest'anno non si farà nei termini in cui era stata pensata, ma sarà trasformata in una passeggiata nel pomeriggio da Servola a Campo San Giacomo, che avrà anche musica di contorno, spiega Vallon. L'obiettivo sarà quello di organizzare la festa per il prossimo anno. Dunque i momenti salienti del 25 aprile triestino saranno il corteo per arrivare in risiera, cui poi si accederà singolarmente secondo i protocolli di sicurezza, e la passeggiata pomeridiana. Avviciniamoci al basket con la partita di stasera che riguarda appunto Trento e Trieste, partita di cartello molto importante, il punto della situazione con le parole quindi di Jemion Christian, che parla appunto in attesa della partita delle ore 20 di stasera. Se non è pronto il servizio lo possiamo allora mandare più tardi. No, ecco, lo vedo, vediamo. Obviously, Venice was an unbelievable game for them, and we didn't play our best. I'm just looking forward to watching us bounce back. You know, it's a great opportunity for us to have to refocus ourselves and put our energy in the right places. I mean, this Trento team, again, one of the best teams all season long. So, you know, they've had our focus from day one. We started our preparation. We put together a great week of practice. We just got to continue to take it onto the floor and do it in the 40 minutes. Vendicare l'onta di Venezia strappando la prima vittoria stagionale con Trento. E chiaramente questo l'obiettivo di Jemion Christian in vista dell'importante sfida di domani sera al Pala Rubini alle 20. Una gara pesante anche in chiave playoff, considerando che la squadra di Galbiati ha quota 36 punti e Trieste a 32, ma i giuliani hanno un calendario molto più agevole nelle gare successive. In questa regular season le squadre si sono già affrontate sabato 8 dicembre quando la Dolomiti Energia si impose per 76 a 68 con Ford 21 punti e i 10 a testa di Lemb e Zukauskas, ma c'è stata anche la parentesi della semifinale di Coppa Italia dove i biancorossi a Torino hanno sfiorato l'impresa con il tentativo a fil di sirena di Ruzier, e poi sono stati proprio i trentini a battere Milano e a vincere il trofeo. Ellis, Cale e Lemb, i mattatori dell'ultima sfida vinta a Cremona per quella che è senza dubbio una delle squadre più atletiche del campionato. I biancorossi però hanno bisogno di rispondere sul campo ancora una volta al completo. Well, when you play them, they're one of the best teams at driving the ball into the lane and just playing really aggressive. So we've got to win one-on-one matchups. That becomes very important.
They drive it and they kick, and they drive and they kick, and they're really one of the best teams I've ever faced at doing that. But then also defensively, they're really outstanding with their level of physicality. And so you really got to put together a complete game on both ends. Doing a great job one-on-one, but then also getting the ball in the lane and making plays. We've got to get the game offensively at our pace, how we want to move the ball, moving bodies around, putting ourselves in attacking areas. We did not do that last weekend, and so we've got to be able to get one of these really good defensive teams to that point. This is going to be a great opportunity for us to see if we can sustain offense, but also have to sustain defense. Torniamo sul giornale, festa della liberazione. Duino Aurisina anticipa di un giorno le cerimonie locali. L'amministrazione comunale di Duino Aurisina ha deciso a partire da quest'anno di anticipare per un giorno le iniziative dedicate alla festa della liberazione in programma il 25 aprile. La scelta è stata determinata dall'intenzione di favorire la partecipazione dei rappresentanti istituzionali e dei cittadini alla tradizionale cerimonia solenne che si terrà il 25 aprile, appunto alle 11 nel cortile della Risiera di San Sabba. Si è dunque concretizzata un'idea che permetterà a quanti sentono in modo particolare la necessità di partecipare a queste commemorazioni di condividere sia l'appuntamento principale a Trieste sia le tappe che caratterizzano la deposizione delle corone nei vari punti del territorio comunale nei quali sono dislocati i monumenti ai caduti. Le commemorazioni sul territorio comunale si svolgeranno perciò nel tardo pomeriggio della vigilia, quindi giovedì 24 aprile, con la deposizione delle corone in memoria dei caduti. Come da consuetudine, una delegazione guidata dal sindaco di Duino Aurisina, Igor Gabrovec, renderà omaggio ai monumenti presenti nelle diverse località e frazioni del territorio comunale. Il percorso avrà inizio alle 17 davanti al municipio di Aurisina Cave e proseguirà toccando Slivia, Medeazza, Duino, Visogliano, Ceroglie, Malchina, Precenico, Ternova Piccola, Prepoto, San Pelagio e Santa Croce, per concludersi tornando nella rinnovata piazza d'Aurisina, dove alle 19 si terrà una breve cerimonia commemorativa. Quest'ultimo appuntamento inizierà con l'esibizione della banda di Aurisina, proseguirà con il saluto ufficiale del sindaco, il discorso commemorativo di Patrick Zulian, rappresentante del Consiglio nazionale dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, l'esibizione dei cori riuniti e i gruppi vocali, nuovamente della banda di Aurisina e infine del gruppo Ovce. La giornata di giovedì rappresenterà un debutto per la rinnovata piazza di Aurisina, riconsegnata alla comunità esattamente un mese fa, che ospiterà per la prima volta nella sua nuova veste le commemorazioni della festa della liberazione. Per Crale Ferroviario previsti altri ostacoli, adesso Trieste è patto per l'autonomia, così dopo le mareggiate del 2023 e i ritardi dell'avvio dei lavori di ripristino risultano ancora altri ostacoli alla piena operatività dei bagni ferroviari del Kral. Lo sostiene Riccardo Laterza, capogruppo di Adesso Trieste in Consiglio Comunale. Con la cantierizzazione di Portovecchio la viabilità pedonale d'accesso agli stabilimenti verrà chiusa e le persone per poter accedere alle strutture saranno costrette a un lungo percorso di aggiramento dell'area di cantiere. Le soluzioni prospettate dal Comune, aggiunge, sembrano essere penalizzanti anche per eventuali mezzi d'emergenza, per le persone con disabilità e anche per i semplici rifornimenti di bibite e vivande. Abbiamo chiesto un sopralluogo delle commissioni consigliari competenti. Le modifiche alla viabilità avranno un impatto sul trasporto pubblico locale, precisa Giulia Massolino, consigliera regionale del Patto per l'Autonomia. Abbiamo perciò depositato un'interrogazione all'assessore Amirante. Dalla viabilità ai giardini, così Servola cambierà volto. Dai fondi europei 5.200.000 euro destinati a strade, parcheggi, aree verdi e palazzi. Il Comune a caccia di ulteriori 7 milioni disponibili con un bando ministeriale. Servola si prepara a cambiare volto nei prossimi anni. Il Comune di Trieste, attraverso un bando europeo, investirà oltre 5 milioni di euro per sistemare viabilità, parcheggi, aree verdi ed edifici dismessi nel rione. Ulteriori 7 milioni e mezzo circa potrebbero arrivare grazie alla partecipazione a un altro bando per la ristrutturazione del Museo dei Presepi e del Modellismo, per la sistemazione dell'area sportiva della scuola Biagio Marin e per la realizzazione di un nuovo giardino pubblico. La chiusura dell'area a caldo dello stabilimento siderurgico della Ferriera di Servola ha aperto nuove prospettive per la riqualificazione urbana del quartiere, si legge in una delibera della Giunta Comunale, promuovendo e valorizzando la sua identità in un'ottica di integrazione funzionale con il resto del tessuto urbano. Per perseguire questo obiettivo il Comune di Trieste ha deciso di mettere in atto la cosiddetta operazione Fenice per poter riqualificare e rilanciare il quartiere di Servola attraverso la promozione dello sviluppo sostenibile integrato da realizzarsi attraverso il finanziamento programma regionale FESR 2021-2027. Le opere saranno avviate nei prossimi 2 o 3 anni. Il dirigente del Comune, ingegnere Giulio Bernetti, precisa così:
Allo stato attuale sono già state approvate dalla Regione quasi tutte le schede degli interventi e sono arrivati gli anticipi relativi. I rispettivi RUP stanno approntando la manifestazione di interesse per poi attivare le gare di progettazione e di esecuzione dei lavori dei singoli interventi. Strada per San Servolo chiusa, ma c'è chi passa e ignora il divieto. Siamo a San Dorligo della Valle, spostate le barriere sulla carreggiata e strappata l'ordinanza di stop. Intervengono quindi i carabinieri, hanno spostato le barriere sistemate sulla carreggiata che indicavano il divieto di transito per passare ugualmente con i loro mezzi, e in segno di spregio hanno pure strappato l'ordinanza apposta sui segnali stradali, a conferma di non voler rispettare i provvedimenti assunti dalle competenti autorità. Sono questi gli atti compiuti da ignoti vandali sulla strada che porta al valico di San Servolo nel territorio comunale di San Dorligo della Valle, chiusa da alcuni giorni per motivi di sicurezza dopo che l'EDR, ente di decentramento regionale, aveva disposto il divieto di transito in conseguenza di uno smottamento che aveva provocato l'apertura di ampie crepe nell'asfalto. Un provvedimento simile era stato adottato anche dalle competenti autorità d'oltreconfine, in quanto lo smottamento aveva interessato tutto il versante, quindi anche il territorio sloveno, con danni alla carreggiata che continua dopo il valico. Vista la gravità dell'accaduto, l'EDR ha subito presentato denuncia alle forze dell'ordine, in quanto il comportamento di questi ignoti vandali rientra in varie fattispecie previste del codice penale e indagini sono già iniziate. Una delle prime ipotesi sulle quali si sta lavorando è che essere stati protagonisti di questi atti possa essere stati i frontisti, evidentemente contrariati dal disagio provocato dalla chiusura della strada di Prebenico. L'alternativa è infatti rappresentata da percorsi ben più lunghi che implicano notevoli perdite di tempo. Sul fatto indagano i carabinieri. Ci fermiamo per la pubblicità, torniamo fra poco. Ben ritrovati di nuovo in diretta con l'Ara di Pace, Partito Democratico della circoscrizione di Opicina. Ben trovata. Buongiorno agli spettatori. Allora, sono già arrivate alcune mail. Intanto una sul trasporto pubblico locale. Buongiorno, propongo di istituire il trasporto gratuito davvero per tutti i residenti della provincia di Trieste, come già sperimentato per altre città europee, e questo potrebbe essere finanziato tassando maggiormente il turismo. Inoltre il trasporto pubblico dovrebbe tornare a essere nuovamente realmente pubblico, senza tutte queste partecipazioni di holding private. Questo è il pensiero di un telespettatore che però ci allaccia a un tema importante a Trieste di trasporto pubblico. C'era anche il dibattito sulla cabinovia l'altro giorno in via Filzi, insomma il funzionamento del trasporto tra il Carso e il mare in una città dove già di per sé il trasporto comunque funziona molto bene, perché insomma la rete di autobus è molto capillare. Cosa ne pensa? Allora, intanto mi sorprende sentire che in tutta Europa i trasporti sarebbero gratis, perché io un po' ho viaggiato e francamente ho fatto un'altra esperienza e non mi pare neanche che siano così a buon prezzo, ecco. Comunque sì, direi che la copertura in città degli autobus è sicuramente buona, e noi sull'altipiano abbiamo fatto un lavoro abbastanza importante come circoscrizione con TPL per cercare di adeguare alcuni orari di certe linee, soprattutto per rispondere a delle esigenze di collegamento in primis per gli studenti, tra appunto altipiano e città, per consentire di rientrare e partire anche in orari più consoni rispetto agli orari scolastici, perché c'erano alcune fasce orarie poco coperte, magari per pochi minuti i ragazzi rischiavano di perdere l'autobus e di non riuscire a rientrare in tempo utile a casa, magari dopo le lezioni. Poi abbiamo avuto anche una sperimentazione dell'autobus a chiamata, che però diciamo il feedback che abbiamo dovuto dare non è stato dei migliori, anche perché c'è una certa fascia di popolazione che indubbiamente ha problemi a
a utilizzare tecnologie, diciamo, quindi a prenotarsi la corsa. Infatti è stato sospeso il servizio a chiamata. Diciamo che però c'è sicuramente aumentata la copertura perché abbiamo diversi autobus, anzi in alcuni momenti c'è un certo intasamento, per esempio in via Commerciale è trafficatissima. Come no, confermo. Quindi appunto forse andrà fatto qualche ragionamento anche adesso alla luce del fatto che è rientrato in servizio il tram. E quindi forse ci vorrà una sistematizzazione migliore dei vari mezzi per ridurre forse alcuni intasamenti, perché certe volte ci sono autobus che viaggiano veramente attaccati. La strada poi è stretta, quindi obiettivamente... Esatto, c'è anche un discorso proprio del carico sul manto stradale. Ma tram che peraltro ha bisogno di ulteriori lavori durante quest'anno, ma anche per, come dire, adeguarsi alla stagione estiva con la dilatazione dei binari, con l'aumento delle temperature, quindi chiaramente è sempre attenzionato. Però la terza vettura è stata rimessa a regime, quindi insomma mancava, no? Un po' il tram, come la vede lei? Ma finalmente un grande ritorno, direi, anche perché i commercianti di Opicina invocavano decisamente il ritorno di questo mezzo storico, turistico così importante che caratterizza la nostra città, e quindi siamo ben contenti dopo tutte le varie peripezie, perché non le definirei altrimenti se non peripezie, quelle vissute insomma in questi anni, quindi ci auguriamo che veramente sia un ritorno. Beh, in grande stile direi di sì, perché è parecchio frequentato, sappiamo che appena è ritornato c'era proprio un overbooking, come si suol dire, del tram, e ho visto anche poi adesso che con la primavera la frequentazione dell'altipiano sicuramente aumenta da parte dei cittadini. Vedo sempre insomma comitive che vengono a camminare magari sulla Napoleonica e che poi utilizzano il tram per tornare in città, quindi assolutamente positivo. Mi chiedono una cosa su Opicina, e lei sa sicuramente più di me. Chiedo cortesemente delucidazioni riguardo il ricreatorio, dove in entrata e uscita a scuola elementare le auto di genitori e residenti corrono a velocità sostenuta. Si potrebbero mettere dissuasori o limiti al 30 km orari? Poi un'altra domanda, ma intanto se vuole ragionare su questa. Sì, beh, diciamo che la zona del ricreatorio è già interessata dalla sperimentazione 30 all'ora, quindi se la gente si limitasse, forse la gente non corre a 30 all'ora. Esatto, si impegnasse a rispettare i limiti ci sono già. Quella zona è stata proprio la prima a essere interessata da questa sperimentazione, e anzi approfitto per fare un appello all'assessore Babuder, che è responsabile insomma, di queste cose sul territorio. Abbiamo presentato proprio insieme, io come capogruppo PD, ma firmatari tutti gli altri consiglieri della circoscrizione, una mozione richiedendo che il limite di 30 all'ora sia esteso anche nella zona di Via degli Alpini, dove si raggiunge la Polisportiva Opicina. Perché così come capisco evidentemente il genitore che dice siamo vicino a un ricreatorio, ci sono bambini, non si può correre, stessa cosa vale per questa struttura che è frequentatissima sull'altipiano. La strada non ha nessun tipo di attraversamento pedonale, e si tende effettivamente a correre un po' troppo, e lì c'è tutta un'utenza appunto di mamme, bambini, anche adulti, però veramente i frequentatori con tutte le squadre di calcio, col tennis, col padel, c'è un afflusso di gente veramente importante, e sarebbe necessario mettere più in sicurezza quel tratto stradale, perché così è un po' che quindi soprattutto in determinate fasce orarie immagino risulta particolarmente trafficato. Sì, sicuramente, nei pomeriggi, poi la domenica ci sono anche le partite,
quindi è assolutamente frequentata come zona, e il fatto che non ci sia appunto neanche un attraversamento pedonale, io so che ci vogliono i marciapiedi per fare le strisce, questo ho imparato in questi anni di circoscrizione, però almeno allora una segnaletica di 30 all'ora, posto che i rallentatori non sempre si possono collocare, cioè ci sono delle leggi che limitano la predisposizione di questi limitatori di velocità, quindi in alcune strade, per esempio andando verso Basovizza, non è possibile, insomma sull'altro scorrimento, anche se ci fossero dei tratti più stretti che in prossimità del paese, non è possibile collocare. Cioè stiamo facendo un lavoro come circoscrizione abbastanza importante su questo discorso della sicurezza stradale, perché è uno dei temi che riguarda l'altipiano, perché purtroppo ci sono strade costruite sul ciglio della strada senza marciapiedi, quindi c'è anche un alto rischio effettivamente, poi non essendoci il traffico della città è un po' normale che la gente insomma prema un po' troppo il piede sull'acceleratore. Beh, chissà che c'è questo appello anche poi per quello con l'assessore Michele Babuder non venga ascoltato, casomai potremo anche trasmetterglielo noi, che gioco forza, le occasioni di vedersi ovviamente ci sono. Una telefonata, pronto? Buongiorno a lei. Scusi, le tessere gratis dell'autobus, almeno per le persone che hanno la pensione minima e hanno over 75, perché? Perché una certa età o non ci danno più la patente, o vai alla commissione, invece di darti 67 punti ti danno 66, insomma tante cose che non vanno, sia per i vecchi. Cosa usa il vecchio? Per andare dal dottore l'autobus, come dire, non è che usa per andare in giro a divertirsi, insomma, non è per i vecchi non è considerato niente, come dire, è veramente una vergogna, sia da un partito o dall'altro non fanno niente per gli anziani. Grazie. Grazie signora, buongiorno. Beh, la questione potrebbe essere interessante, secondo me dipende un po', cioè lo vedrei più collegato oltre al discorso dell'età certamente, ma anche all'ISEE, perché ricordo che ci sono anche anziani che stanno molto bene, forse la signora magari non appartiene a una categoria dei pensionati d'oro, però a Trieste ci sono realtà che riguardano gli anziani anche molto diverse. Di questo bisogna tener conto. A proposito di persone anziane, spero che oltre ai bottini tecnologici con tesserina e o smartphone il Comune pensi ai vecchietti invalidi o non tecnologicamente connessi. Utile sarebbe mettere bottini normali, adeguati per questa utenza. Questo viene sempre dalla mail precedente che parlava anche del ricreatorio. Allora, abbiamo organizzato in circoscrizione proprio l'altro giorno, giovedì se non sbaglio, un incontro con la Cegas che è venuta a presentare proprio questo loro progetto, che adesso riguarda solo 3 circoscrizioni. Sono partiti con l'altipiano e mi pare la terza circoscrizione. Quindi una sperimentazione o è proprio partito il progetto? È partito il progetto, però hanno deciso di cominciare da queste zone e poi verrà esteso ovviamente a tutta la città. E abbiamo cercato un po' di capire come procederà questa novità. Allora in questo momento non è necessario utilizzare appunto le tessere, questo avverrà verso fine anno, però non dovrebbe essere complicato, le tessere verranno spedite, quindi ogni utenza insomma, riceverà questa tessera anche con una guida, quindi da come l'hanno presentata non dovrebbe essere una cosa così difficile da realizzare, perché appunto col telefonino posso capire che sia più difficile, però apporre una tessera forse non è così grave anche per la popolazione un po' più anziana. Comunque questo serve per incentivare la raccolta indifferenziata, ecco, questo è stato molto chiaro, per andare verso un modello insomma più avanzato di raccolta differenziata anche.
Voi come circoscrizione siete radicati sul territorio di competenza, di conseguenza intercettate, no? I bisogni dei cittadini, Certo. eventuali fragilità, Certo. segnalazioni di ogni tipo che possono andare dal tombino messo dal buco sulla strada, eccetera. C'è, oltre a quello che abbiamo già detto ovviamente, c'è qualche segnalazione che va per la maggiore, qualche preoccupazione in zona Opicina? Anche in termini di sicurezza magari, non lo so, che si può riportare? Allora, sicuramente come segnalazione c'è un discorso molto importante di viabilità e anche di marciapiedi che riguardano sempre comunque il fatto di poter camminare in strade sicuri, che riguarda in particolare Campo Romano, che ha una certa criticità in questo senso, e noi abbiamo inoltrato al Comune nel nostro piano dei lavori, abbiamo evidenziato tutte le necessità del territorio e abbiamo, diciamo, questa è una priorità per noi, poter realizzare appunto queste più marciapiedi in quella zona e anche maggior sicurezza, e infatti c'è l'idea eventualmente di richiedere qualche telecamera in più anche lì a Campo Romano, perché ci sono stati alcuni episodi, insomma, e quindi è importante poter monitorare il territorio. Ci sono telecamere a Opicina, e quindi diciamo che si cerca di arginare, insomma, come possibile l'avvenire di certi fatti, insomma, non voglio dire incresciosi, però ci sono stati. Magari come episodi di vandalismo, come ogni tanto capita. Sì, sulle macchine, cose di questo genere, certo. Ma posso citare anche il fatto che esistono delle organizzazioni di cittadini come le Sentinelle a Opicina con questo ruolo di monitoraggio. Non si tratta di polizia, come dire, servizi alternativi, ma è il fatto di avere dei rapporti di vicinato, magari di una certa qualità evidentemente, per cui ci si impegna a tenere un po' gli occhi aperti, diciamo, ad avere un occhio sul territorio per eventualmente avvisarsi se ci sono delle criticità. Poi oggi con i social media, WhatsApp e tutto, ci si può anche comunicare abbastanza in fretta, no? Infatti c'è proprio, so che c'è un gruppo basato su WhatsApp appunto che ha deciso, insomma, di avere questo rapporto più solidale, di vicinato. Sentiamo un'altra telefonata. Pronto? Pronto, buongiorno, mi sentite adesso? Forte e chiaro, buongiorno. Sì, perché mi sono spostata dal TV che l'altro non riuscivo a silenziarlo. Ascolti, buongiorno a voi. Buongiorno. Io sono una diversamente giovane. Brava. Anch'io. Allora, ci sono due punti velocissimi. Uno che non ritengo giusto, ed era da molto che ci pensavo, eccetera, io la patente l'avevo dal 72, che noi dobbiamo rinnovare la patente ovviamente ogni 2 anni, eccetera, e pagare lo stesso importo che pagano quelli che la rinnovano ogni 10 anni. Questo non mi sembra assolutamente giusto, al di là dell'età, dello stipendio, di tutto quello che c'è, ma se io la rinnovo ogni 2 anni ovviamente qualche piccolo sconto potremmo riceverlo. Ecco. Bene, bene. Aveva anche altre segnalazioni, signora? E io volevo anche dire, allora avevo fatto richiesta per un'invalidità, la 104, e sono rimasta vedova col primo Covid e avevo 2 automobili, no? Una Peugeot normale che poi ho venduto e una C3 che era proprio automatica. Sì. E io ho fatto questa richiesta, mi hanno detto che non posso avere l'invalidità se ho la patente. Ho rinunciato alla patente, quelli su di Via Farneto, ho rinunciato alla patente
che potevo, ripeto, avevo per invalidità, non mi hanno dato la 104,3, mi hanno dato la 104,1, quindi alla fine sono rimasta senza l'invalidità e senza la patente. Io credo che un'informazione più specifica, più mirata potrebbe esserci, e poi questo è stata una cosa che assolutamente non dovrebbe ripetersi. Al di là dell'informazione, io ho rinunciato a una patente e adesso che ho comunque bisogno di muovermi, eccetera, perché appunto l'età comunque insomma non è più quella di una volta, avevo pensato a un'automobile, non quelli elettrici che sono proprio per invalidi, ma quelli senza patente. E questo non posso farlo perché, avendo rinunciato alla patente, la mia patente l'avevo da tanti anni, quando la B comprendeva anche la A, io adesso devo rifare la patente. Cioè, questo non mi sembra neanche una cosa giusta. Ho capito, signora. Grazie per le sue segnalazioni. Grazie, signora. Buongiorno. Grazie a voi e buon proseguimento di giornata. Salve. Altrettanto, grazie. Sono disagi che colpiscono la quotidianità delle persone, no? Poi c'è tanta informazione, forse troppa, ma spesso il cittadino si deve arrangiare a cercarla, no? E tanta burocrazia in cui andarsi a impelagare, e non è sempre facile tra carte e scartoffie arrivare a una quadra. Però no? mi risulta che ci sono, riguardo all'invalidità, ci sono delle commissioni ovviamente che valutano la situazione globale della persona, sanitaria, la capacità di mobilità. Evidentemente la signora non rispondeva, cioè le sue condizioni non rispondevano a tutti i criteri del massimo livello di invalidità, per cui non è stato concesso. Mi dispiace che adesso si ritrovi in questa situazione un po' ingarbugliata, insomma. Di aver perso la patente a questa età, cioè capisco che uno non si rimette a fare esami pratici, eccetera. Allora, dissuasori di velocità. Buongiorno, vorrei segnalare che i dissuasori che sono posti in varie zone ad Opicina sono troppo alti e danneggiano le sospensioni delle automobili che, oltre ad avere un costo elevato come riparazioni, sono un pericolo ben più grave per la circolazione degli automezzi danneggiati. Dovete sostituirli con quelli a norma, lo scrive Francesco. A norma, cioè sono a norma quelli che sono collocati in questo momento. Cioè, io ricordo che noi facciamo le richieste con le nostre mozioni, la circoscrizione, però poi è il comune che valuta e che colloca i dispositivi, quindi non posso immaginare che sia stato fatto un lavoro non a norma. Mi sembra, capisco la lamentela, però ricordiamoci che sono fatti proprio per rallentare, quindi non si può arrivare, cioè io ci abito e bisogna veramente a 3 km all'ora quando ci passi sopra, no? È chiaro che se uno va più veloce si danneggia certo. Mi rendo conto che bisogna attraversarli veramente quasi da fermi, però è fatto per questo, cioè non vorrei dare una risposta che, come dire, delude il telespettatore, però pensare che non sia una norma, francamente questo mi lascia un po' perplessa. Insomma. Una telefonata, pronto? Pronto? Buongiorno. Volevo chiedere alla consigliera, per un ipovedente come farà a buttare le immondizie col tesserino o con il telefono? Questa è una domanda interessante. È un problema logistico, certo. Questo è un problema. Fino adesso si è trovata, forse è lei l'ipovedente, le chiedo fino adesso come si è trovata, cioè era più semplice con i cassonetti sì, normali. Perché basta pigiare con il piede, si apre il coperchio, si butta giù, si butta il sacchetto dentro, no? Ma qui so che ci sarà come un bottone, insomma, che bisogna premere e dopo 3 secondi dovrebbe aprirsi lo sportello, e comunque c'è una leva che si può utilizzare col piede, per cui probabilmente non dovrebbe essere così gravoso. Ecco, questo è quello che ci hanno spiegato. Spero che senza adoperare il tesserino o il telefono.
No, allora il tesserino sì, sarà obbligatorio credo verso dicembre, quindi non so, ma lei riesce insomma a estrarre almeno un tesserino? Il telefono lasciamolo perdere, che magari può essere più complicato, però forse il tesserino non è così tanto, e dopo comunque c'è un bottone per aprire. Allora facciamo così, cercheremo, oddio non voglio assumere impegni che poi magari, vabbè, cercheremo di fare in modo tramite gli enti competenti anche di riuscire a fornire un'informazione sempre più capillare su queste questioni, perché mi rendo conto che sono importanti, quindi forse anche Tele4 in questo senso, in avvicinamento alle scadenze in cui adeguarsi per determinate questioni. Cercheremo anche noi di dare il nostro contributo, magari proprio tramite i nostri collegamenti mattutini di Sveglia Trieste. Allora, c'è una piccola pausa pubblicitaria, noi ci fermiamo un attimo e torniamo fra poco. State con noi. Ben ritrovati in diretta, siamo in compagnia di Lara Di Pace, capogruppo in circoscrizione Opicina per il Partito Democratico, e abbiamo già risposto a diverse mail e segnalazioni che continuano ad arrivare. Tra l'altro ci chiedono: buongiorno, perché non si è mai pensato di istituire un grande museo del Carso classico, comprendente tutte le peculiarità dell'ambiente, speleologia, archeologia, architettura, idrologia sotterranea, resti bellici della prima guerra mondiale, eccetera, insomma le proposte che ogni tanto interessante. arrivano. Comunque c'è l'idea di un parco anche transfrontaliero. Non ho mai seguito quella progettualità, devo dire la verità, non ho fatto approfondimenti, però sicuramente il Carso rappresenta un valore importante per la città. Io devo dire la verità, l'ho proprio scoperto trasferendomi a Opicina, perché io ho sempre abitato in città e devo dire la verità che c'è tutta una storia, una cultura legata a questi posti che merita effettivamente di essere valorizzata, quindi capisco e apprezzo la proposta di chi ci ha scritto. Insomma, meriterebbe un investimento, a cominciare secondo me dallo stesso tram, realizzando un piccolo museo secondo me che racconti la storia del tram. Io lo farei, insomma, se ci fossero fondi disponibili secondo me andrebbe decisamente valorizzato. Buongiorno, vorrei segnalare l'inefficienza delle chiamate pedonali ai semafori per quel che riguarda non funzionanti, e anche il tempo di attraversamento, e poi mai mollare con l'ovovia. Bene, cosa... Mai mollare con l'ovovia nel senso... Così ci introduce anche... Penso sia l'ovovia, così ci introduce comunque una domanda che avrei voluto fare. Sì. Allora, non so se chi ci scrive è a favore dell'ovovia, comunque c'è stato appunto un dibattito giovedì organizzato presso l'Aula Magna della scuola interprete in via Filzi. Purtroppo non ho potuto, per questioni personali familiari, essere presente, ma ho letto, diciamo, l'articolo conseguente all'evento. Mi sembra che ci sia stato uno insomma una dialettica bella accesa, insomma, tra le due parti. Allora, personalmente non sono a favore di questo progetto, condivido le osservazioni di chi appunto ha forti perplessità rispetto alla costruzione di questa infrastruttura così importante. Secondo me, so che hanno insistito sul fatto che appunto è nata con l'intenzione di diminuire il traffico in entrata sull'altipiano, ma secondo me la cosa è smisurata rispetto al traffico esistente, e secondo me l'utenza
non so quanto importante sarà, tale da rendere l'iniziativa sostenibile da un punto di vista economico e poi soprattutto gli aspetti dell'impatto ambientale che sono importanti, inutile negarselo. Sappiamo che quella zona è tutelata da Natura 2000, da normative europee e questo è un aspetto importante, per non parlare poi insomma di alcuni iter amministrativi che hanno lasciato alcune perplessità. Insomma, gli specialisti della materia sanno, insomma, in merito ai cavilli e predisposizioni di tutte le procedure amministrative, in alcuni momenti ci sono stati dei dubbi, insomma, su alcuni processi, però resto dell'idea che sia un'opera costosa, indubbiamente, come lo sarà. Poi c'è un discorso attorno alla disponibilità dei fondi, sembrano essere garantiti, insomma, da politici di livello nazionale, però mi sembra ci siano ancora delle perplessità attorno a questo. C'è un'altra telefonata, pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno. Nadia Bellina. Buongiorno, prego. Un saluto a te, un saluto alla Lara. Buongiorno. Buongiorno Nadia. La Ciao, riconosco, buongiorno. Prima si parlava di autobus, io ho avuto tante richieste dalle persone, mi hanno detto la 39, ci sono persone che vanno a lavorare a Catinaro, vanno a fare le visite a Catinara e va giù troppo tardi, dovrebbe andare con un orario diciamo prima delle 8 o per le 8, perché così le persone che devono andare a lavorare oppure devono andare a fare le prove possono servire di questo mezzo. Tra l'altro mi hanno chiesto anche perché la 39 non fa addirittura Catinara e anche l'ospedale di Aurisina, perché sarebbe giusto anche questo collegamento qui, da Catinara ad Aurisina, cioè uno può andare da una parte all'altra dell'ospedale. Un'altra cosa che mi hanno chiesto, adesso che la 64 arriva fino al confine, quella che viene da Morupino, sarebbe più giusto che invece di fare la strada da Morupino verso il confine facesse la strada per Morupino, dando così servizio a tutta quella zona lì, perché lì hanno costruito tante case e quindi poi c'è la polisportiva, poi c'è anche il Polet e quindi avrebbero più bisogno di un autobus che faccia quella via lì. Chiaro. Okay. Va bene Nadia, grazie. Quindi se si può fare una richiesta alla Trieste Trasporti sarebbe utile, insomma, così accontentiamo tutti quelli che vengono a chiedermi queste cose qui. Un'altra cosa, si parlava della polisportiva, della strada della polisportiva. Sì. Davanti al parcheggio della polisportiva ci sono dei grossi buchi. Sì. E quindi mi hanno mandato le fotografie, se si può anche vedere almeno di raddopparli sarebbe una cosa molto utile. Sì, adesso ci sono le transenne, ho visto. Sì. Perché avevo già mandato la comunicazione, si vede che l'hanno ricevuta. Tanti saluti e buona giornata e buona Pasqua a tutti. Altrettanto, grazie Nadia. Grazie. Beh, Nadia Bellina intercetta molte segnalazioni, no? Si occupa del territorio con la sua associazione, ha il negozio in centro, insomma, certo. Vede anche lei tutto quello che succede. È importante questa rete tra cittadini e officina, no? Sì, beh, poi lei rappresenta i commercianti anche, quindi... ma siamo in contatto con Nadia, ci conosciamo molto bene, quindi nessun problema, insomma, per condividere, insomma, delle azioni, delle richieste all'amministrazione. Una mail dice: faccio presente che dopo i lavori fatti a Officina nella zona 30 con marciapiedi e cartelli di segnalazione e dopo aver inviato delle segnalazioni alla circoscrizione del servizio strade, via della Pineta, dove esiste anche un asilo, è completamente dimenticata. Sottolineo, unica zona dove non ci sono i cartelli di limitazione a 30 in prossimità di un asilo. E poi il telespettatore continua: è necessario limitare la velocità.
come fatto nella zona A30 ed in città, anche dove la linea 4 scende da Via delle Volpi ad alta velocità, in un tratto in curva con visibilità ridotte, con gli accessi ai suddetti numeri civici senza alcuna protezione, quindi alcune Penso zone che sguarnite. Credo parli di Camporomano, se non sbaglio, appunto, si diceva Sì, tra che Via c'è un della po'. Pineta e Via delle Credo Volpi, di sì, da esatto. quello che ricordo. Va bene, terremo conto di queste È un argomento sentito questo sì, ma appunto della zona 30. Insomma. Certo, sì. Comunque mi sembra che al di là di uno scetticismo iniziale è un tipo di provvedimento che nel tempo è stato apprezzato e anzi alcuni cittadini hanno proprio richiesto in alcune strade che fossero posizionati i rallentatori, quindi c'è una certa forse cultura di vivere lo spazio anche stradale in maniera diversa. Noi abbiamo anche proposto, e in parte qualcosa è già stato realizzato, in particolare il PD, devo dire, e erano state anche raccolte firme per questo, l'iniziativa Carso 30 all'ora, che consta, come dire, dell'idea di avere appunto la limitazione di 30 km/h nei centri, solo nei centri, ripeto, dei borghi carsici, in maniera da garantire maggiore sicurezza, perché siamo in tanti ad abitare la strada, non ci sono solo gli automobilisti, ci sono i ciclisti, ci sono i pedoni, ci sono bambini, soprattutto nei centri dei borghi è chiaro che magari girano in bicicletta, cioè ci vuole un'attenzione maggiore. A Trebicciano c'è già stata qualche implementazione anche con la segnalazione verticale e orizzontale delle limitazioni, l'abbiamo richiesta anche per la strada provinciale. Adesso chi abita Opicina l'avrà notato, andando verso l'autostrada in direzione Banne è stata effettuata tutta l'asfaltatura e adesso immagino verrà, come dire, completata la segnalazione a terra anche con le limitazioni. L'avevamo chiesto, insomma, perché anche lì ci sono stati alcuni incidenti, quindi è importante investire su questo. Arrivano ancora mail, ma sentiamo prima la telefonata. Pronto? Vi dico buongiorno, vi ho chiamato prima. Buongiorno. Vi ho chiamato prima per il discorso della patente che non è stato capito, ma adesso allora, innanzitutto io sono perfettamente idonea e quell'indicazione che mi hanno dato me l'hanno data prima di leggere il referto, quindi questo per quantificare il discorso che noi contiamo niente, ok? Noi diversamente giovani abbiamo delle limitazioni anche informative e questo è un discorso e andrebbe un attimino amplificato perché succede in ogni contesto, ci succede in qualsiasi struttura andiamo. La nostra voce è filo d'argento, vabbè, a parte questo, quindi io sono idonea e per un'informazione sbagliata, se voglio, devo rifare la patente e quello è un discorso, ecco. Quello che invece volevo dirvi, adesso io sono a piedi ovviamente e quindi uso i mezzi pubblici, abito nella zona di Ponziana, c'è il capolinea della 1 e della 29 e la 8 passa. Dopo una certa ora, diciamo 8:40, che poi i bus e soprattutto la 1 che io uso molto frequentemente per andare a casa, e non c'è, vanno in deposito, l'ultimo è sì e no alle 8:40 di sera, dopodiché non c'è neanche una lettera che sostituisca. Quindi io, e come me tutte le persone che abitano questa zona, quindi tutto circondario, no? Diciamo quella zona di Ponziana, e quelle persone sono costrette ad andare a piedi. Adesso incominciano anche le belle giornate, uno sta fuori anche di più. Ok? Non posso tornare a casa dopo le 8:40 di sera perché non c'è niente.
Io per esempio ho delle amicizie in zona Via Flavia, per dire, no? Ma posso anche averle in centro perché ci sono delle bellissime cose, soprattutto il sabato, posso andare ad un teatro, Via Rossetti, eccetera. Bene, non c'è la sostituzione della 1, assolutamente, non c'è nessun numero, né A né B né C. Quindi io dopo le 8:40 di sera ho preso il taxi. Ok, lo faccio una volta, 2 volte, non è che posso fare il fisso, io ho la rete, non è che posso fare la rete col taxi. Certo. Mi hanno detto che posso prenotare anche se mi serve, non lo so, chiamiamolo un blocchetto, mi metto d'accordo con un taxi e appunto magari faccio 10 corse, ok? Ma questo esula dal fatto che uno comunque... io ho una pensione che posso vivere decorosamente, quindi posso permettermi la rete, eccetera. Insomma, anche comunque usare sempre il taxi per muovermi dopo le 8:40 di sera è una cosa pazzesca, perché non c'è un numero che sostituisce, quantomeno fino alla mezzanotte. Cioè non è che pretendiamo di più, e non è neanche una questione di età. Può essere anche una mamma con un bambino indifferente, può prenderlo dalla nonna dopo le 8:40 di sera a piedi. E non è un rione il nostro, poi è un rione, diciamo che anche in certi contesti è un rione rosso. Perché ecco, conosco le psicologhe che operano in zona, quindi sì, è rosso. Quindi è anche un po', io non esco mai con Dancomat di sera. Perché almeno metto in salvo quello, cioè, no? Quindi prendiamo nel contesto generale, non avere un mezzo almeno che ci assicuri, che non sia mezzanotte, che sia le 1, ma insomma che ci permetta di muoverci, soprattutto adesso con la bella stagione. Va bene signora, cercheremo di capirci meglio effettivamente, perché è strano che non sia un autobus sostitutivo. Grazie signora, buongiorno, ma è veramente non che non si possa tornare oltre le 8:40 a casa. Infatti mi sembra molto strano. Bisogna approfondire. Esatto. Necessita di approfondire, poi ovviamente con le persone più anziane con ridotta mobilità certo. È sempre un disagio non poter muoversi con libertà, insomma. Siamo agli sgoccioli, ma abbiamo ancora 10 minuti, quindi insomma ce la facciamo. Altre segnalazioni, altre questioni che state valutando in circoscrizione da un certo punto di vista, al di là degli appelli a Babuder che poi... Ma diciamo un argomento interessante ultimamente è stato anche quello per cui abbiamo organizzato come presso il circolo PD nella zona di Berdina un appuntamento per parlare della questione dei minori non accompagnati. Questo è anche un argomento interessante per Opicina, perché c'è la cooperativa La Quercia che gestisce un numero di minori sul nostro territorio. Allora erano usciti degli articoli anche sul giornale riguardo il fatto che si sposteranno da via di Monrupino in centro a Opicina. Allora la cosa ha creato uno scompiglio iniziale, però abbiamo organizzato proprio in circoscrizione un incontro con loro per capire meglio di cosa si tratta e un po' questo mondo anche collegato all'accoglienza di questi minori che sicuramente, in buona parte sono stranieri. Certo. Ci siamo resi conto che, almeno io, che bisogna conoscere delle realtà per poterle capire, per fare dei discorsi di integrazione anche che sono assolutamente necessari, perché sono delle realtà che sono presenti sul territorio e quindi al di là di un possibile spauracchio iniziale è importante conoscersi e avere anche un po' più di apertura verso questo tipo di realtà. Abbiamo avuto presente la Presidente della Quercia che quindi ci ha spiegato com'è l'iter di accoglienza, il lavoro che la cooperativa svolge con questi ragazzi e io spero che effettivamente ci sia
una convivenza positiva con queste realtà ed è possibile perché intanto c'è da un punto di vista legislativo un'attenzione verso i minori che sono comunque considerati una categoria da proteggere. Per questo c'è anche tanta gente che dice rimandateli indietro, cioè al di là del fatto che i fenomeni migratori, quello a cui stiamo assistendo tutti quanti in questa epoca, non si possono fermare. Cioè, loro l'hanno detto chiaramente, lo sappiamo anche, vuol dire, non è che certo vanno gestiti, però ci sono anche esperienze di accoglienza molto positive. Ho anche scoperto che ci sono, perché avevamo anche presenti i rappresentanti del Tribunale dei minori, il vicequestore, ci hanno fatto un quadro piuttosto approfondito, insomma, di questa realtà, e c'è anche la figura del tutore volontario. È possibile essere una presenza sul territorio per queste persone che magari devono essere accompagnate in tribunale, oppure semplicemente per una funzione di integrazione, e ci hanno raccontato che questi ragazzi alla fine sono un po' come, cioè sono degli adolescenti, come sono adolescenti i nostri ragazzi, solo che arrivano con delle storie terribili. Cioè viaggi di anni, ragazzi che partono, che hanno, non lo so, 14 anni, famiglie che appunto da questi paesi raccolgono tanti soldi, si indebitano in maniera fortissima per far sì che questi ragazzi abbiano un'opportunità di avere una vita diversa, e tante volte arrivano e sono anche cioè sono dotati, hanno possibilità, hanno voglia di fare. È chiaro che noi sappiamo degli episodi, magari sentiamo, no, accoltellamenti, cose varie, e quindi ci viene più facile impersonificare, come dire, una certa delinquenza con un certo tipo di personaggi. Però diciamo che questo risponde parzialmente al vero. Ci sono anche situazioni buone di integrazione e mi piacerebbe che si sapesse anche di questo. Non sono solo ragazzi, a parte che Trieste non è una meta dove a loro interessa fermarsi, normalmente come dire, un transito verso altri paesi dove hanno parenti, amici e dove gli interessa andare, insomma, come destinazione. Quindi spero che, insomma, Opicina mostri il suo lato migliore anche quando ci sarà questo spostamento, insomma, in centro. Scusi, può chiedere se c'è qualche idea per risolvere il problema parcheggio a Opicina? Interessante. Ne abbiamo, anche questo è uno dei temi. C'è l'ipotesi di avere per esempio parcheggi con disco orario, perché il problema è che non c'è una turnazione spesso, no, dei parcheggi, soprattutto in centro, e la gente lascia lì la macchina per molto tempo, giorni, quindi, magari, okay. Sì, quando invece sarebbe giusto avere un certo ricambio, solo che non ci sono abbastanza forze dell'ordine, diciamo, deputate a effettuare i controlli, quindi questo è un po' la difficoltà che abbiamo riscontrato. Certo si potrebbe utilizzare meglio gli spazi anche del quadrivio, perché alla fine sono distanze percorribili, cioè non stiamo parlando di distanze così importanti. Comunque il problema c'è, effettivamente esiste. Un'altra telefonata, pronto? Hola, buongiorno. Buongiorno, sono Luisa. Buongiorno Luisa, prego. Buongiorno, è il nostro giornalista bello, coccolo. Grazie Luisa. Posso va bene, posso parlare? Certo. Allora, di tutto parliamo, sono Luisa, e di tutto parliamo di buchi, buchetti, questo, quell'altro, perché non parli del giorno della liberazione? Ah? Perché non parli? Sì. Questo è importante. Mi vado spesso a Lidl, fa la spesa e passo per la risiera, che là sono morti tanti nostri della resistenza, eccetera.
Ho visto dei autobus, 6-7 autobus pieni di ragazzini di scuola, però il mio cuore sanguinava perché avevo perso mio papà. Avevo 4 anni quando mio papà era nella Resistenza, l'hanno preso, l'hanno portato a Pola, da Pola l'hanno portato alla Risiera, dalla Risiera l'hanno portato col treno a Dachau. A Dachau l'hanno bruciato il 16 aprile del 1944. Io ho tutti i documenti perché i suoi genitori l'hanno cercato con la Croce Rossa Internazionale. 16 aprile del 1944 è stato bruciato in forno crematorio a Dachau. Mia mamma aveva 20 anni, io avevo 4 anni, mia sorella 1 anno. Ecco, questo mi hanno dato una medaglia d'onore come un grande patriota, no? E basta. Parlate di più, senza buchi, buchetti e queste cose, parlate di cose più importanti, perché può succedere anche domani, che viene una guerra mondiale, eccetera. Parlate di questo. E ho fatto anche, mi sono fermata, ho parlato con questi ragazzi, gli ho raccontato la mia storia, erano tutti commossi, veramente mi hanno fatto così tenerezza. Evviva la libertà, evviva la libertà, grazie. Grazie Luisa, grazie. Chiuso in bellezza la signora. Naturalmente ci riferiamo alla polemica del caso del 25 aprile, una polemica che è sbarcata alla Camera dei Deputati perché sostanzialmente il Comune di Trieste non ha dato il patrocinio alla festa, diciamo, collaterale delle celebrazioni alla Risiera di San Sabba, quella che si voleva fare in campo San Giacomo, e di conseguenza, mancando il patrocinio, le opposizioni hanno portato appunto all'attenzione della Camera la questione del 25 aprile a Trieste, no? Sì, ne parlavamo prima che partisse la trasmissione. Secondo me l'amministrazione locale ha toppato, come si suol dire questa volta, non capisco. Questo no, è vero che il 25 aprile è la festa di tutti, però è anche vero, non capisco quale sia il problema nel concedere il patrocinio. Nessuno vuole appropriarsi della festa del 25 aprile, però diciamo che è comunque la liberazione dal nazifascismo, insomma, no? Cioè alla fine, e non so se è questo, che è un argomento che disturba, ma è anche citato, cioè la nostra Costituzione è antifascista, quindi perché non concedere questo patrocinio e privare i cittadini di un momento in cui appunto fare memoria, come dice la signora, al di là della manifestazione ufficiale che ci sarà in Risiera. Mi sembra una mancata occasione per questa amministrazione. Lara Di Pace, grazie per essere stata con noi. Grazie naturalmente a voi. Buon lavoro e alla prossima. Grazie, tanti auguri di buona Pasqua a tutti. Grazie anche a voi, continuate a stare su Tele4, pubblicità e fra poco ritorniamo. Ben ritrovati di nuovo in diretta insieme a Riccardo Ledi, Fratelli d'Italia in quarta circoscrizione. Benvenuto, ben ritrovato. Buongiorno. Tanti argomenti già come dire, affrontati con l'ospite precedente, adesso attendiamo anche le vostre mail e le vostre telefonate. Tra gli argomenti con cui possiamo parlare con l'ospite attuale, perché è attivo in questo, per così dire, settore, il tema della sicurezza, giusto? Per quanto riguarda anche i controlli di vicinato, per come dovrebbero svolgersi, come percepite insomma un po' la sicurezza a Trieste, quarta circoscrizione, ma non solo. Guarda, è un argomento che ha fatto scalpore anche a livello cittadino, proprio a livello di cronaca cittadina. È un progetto che è stato pensato, creato e poi presentato appunto in quarta circoscrizione. Ed è, adesso ti racconto anche un po' il dietro le quinte, è un qualcosa che parte proprio dai cittadini. Noi non abbiamo fatto nient'altro che cogliere l'esigenza e la richiesta di alcuni cittadini, in particolar modo
di residenti della zona dei Campi Elisi, parliamo di Viale Campi Elisi, via Coletti, via dell'Oic, tutta quella zona lì, che hanno chiesto maggior sicurezza. Ci hanno chiesto maggior sicurezza, hanno contattato il nostro capogruppo di Fratelli d'Italia in quarta circoscrizione, e da lì poi è nato tutto il discorso del progetto appunto del controllo di vicinato. Progetto che, come ti dicevo, abbiamo presentato in circoscrizione, è stato molto dibattuto. Ricordo peraltro quella sera in ordine del giorno avevamo un'altra mozione presentata dal Partito Democratico che verteva sempre sul discorso della sicurezza, di cui noi abbiamo assolutamente votato in maniera favorevole, e poi ci siamo ritrovati a dover dibattere sulla nostra mozione in maniera, ci siamo sorpresi in questo senso, perché appunto, come ti dicevo all'inizio, ha avuto parecchio, come dire, ha avuto un riscontro che neanche pensavamo potesse avere, cioè un riscontro inteso come proprio battage, come attenzione in questo senso. Il controllo di vicinato che noi abbiamo presentato come progetto non è nient'altro, abbiamo chiesto in forma sperimentale, per quanto riguarda la quarta circoscrizione, un'applicazione di una norma, che è una norma regionale, in cui si va a formare una persona o delle persone, un gruppo di persone in forma volontaria, che vanno a coadiuvare le forze di polizia. Qualcuno ha parlato di sostituirsi alle forze dell'ordine, cosa assolutamente non vera. Si tratta semplicemente di, lo dice proprio per definizione il titolo del progetto, è semplicemente un controllo di vicinato, non si tratta di nient'altro che dare l'opportunità ai residenti, ai cittadini di fare rete, e attraverso questa rete, di una sorta di partecipazione attiva della cittadinanza, e attraverso questa rete creare sicurezza. Nulla più. Quindi informarsi tra cittadini, avvisare se si vede qualcosa di strano, riuscire a capire come fare rete tra la polizia e le altre forze dell'ordine, questo, giusto? Assolutamente sì, e principalmente con un coordinamento, con a capo appunto un coordinatore che viene individuato, che viene formato e dunque ha anche delle competenze necessarie per poter agire nella maniera più opportuna, che ripeto non è un fatto di sostituire le forze di polizia, ma è un qualcosa che va ad aiutare le stesse. Questa cosa qui, come ti dicevo, ha creato polemica politica, ha avuto molta cassa di risonanza e ci siamo trovati sorpresi in tal senso, perché non pensavamo che una cosa talmente ovvia e scontata potesse avere questo tipo di riscontro, soprattutto da parte dell'opposizione. Noi peraltro in circoscrizione viviamo una situazione un po' particolare, per cui abbiamo una giunta di centrodestra e poi in quarta circoscrizione abbiamo una presidenza di centrosinistra. Questo i motivi sono perché ci sono dei sistemi elettorali diversi, in comune c'è un maggioritario secco, da noi proporzionale, e dunque viviamo un po' una realtà da un punto di vista amministrativo un po' per noi strana. Ecco. Controllo di vicinato, come ti dicevo, è un argomento, ce l'hanno chiesto i cittadini. Basta leggere il piccolo, fatti di cronaca, non ultimo mi sembra l'altro ieri, proprio in via Combi, no? Hanno rubato dei gioielli per 60.000 euro. Un valore piuttosto ingente, 60.000 euro,
Ecco che con un possibile controllo di vicinato molto probabilmente, non dico che non sarebbe successo, ma sicuramente si riduce il rischio un grande che queste cose deterrente. possano Sicuramente succedere. un grande deterrente, assolutamente. Andiamo un attimo alla telefonata, comunque restiamo anche sull'argomento sicurezza, vediamo se il cittadino vuole interfacciarsi. Pronto? Ma buongiorno Gianluca e buongiorno al suo ospite. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, no, una cortesia, non c'entra niente in questo momento questo, però volevo solo concordare con la signora che ha chiamato prima per quanto riguarda la linea 1. Sì, prego. Eccolo, perché sarebbe da chiedersi il motivo, perché di là passa la 1 e anche la 10, ok? Però come mai né una né l'altra fa il giro proprio per Ponziana, San Giacomo, eccetera? Io abito la Delettorio alla 29, il problema non sussiste. Ma mi è successo appunto di essere in stazione, tornare indietro dal lavoro, veramente l'ultima 1 è alle 8:40, alle 20:40. Cioè, è veramente, uno non sa come muoversi. Si può fare una cosa, una mail alla Trieste Trasporti? Posso interessarmi anche io, non lo sapevo, sarò sincero, non lo sapevo. È un fatto che merita un approfondimento e sicuramente posso sentire perché ad esempio alle 10, tipo stasera, che c'è la partita di basket, no? Che comincia alle 8. Allora la 8 arriva fino a mezzanotte, la 29 idem, c'è la 10 arriva fino a quell'ora, ma fino ai cimiteri, e uno dove va dopo? Sì, mi rendo conto del possibile disagio. Guardi, nodo al fazzoletto, come si dice, e cercheremo di capire meglio questa cosa, va bene? Grande Gianluca. Grazie, buongiorno. Buona giornata, buona Pasqua a lei e al suo ospite. Grazie. È arrivato il momento della pubblicità delle 9:15, facciamo così, la mandiamo e poi ritorniamo anche sugli altri temi, a fra poco. In compagnia di Riccardo Ledi, Fratelli d'Italia, quarta circoscrizione, abbiamo affrontato il tema della sicurezza sul quale torniamo fra poco. Sentiamo prima chi c'è al telefono. Pronto? Buongiorno, sono la signora Gisella. Buongiorno Gisella. Buongiorno, sì, ero interessata a questo argomento sulla sorveglianza. Sì, prego. Ecco, cioè come si può intervenire oppure fare parte o creare un gruppo, come diceva il signore presente? Allora facciamo così, si tolga tutti i dubbi e chieda, così poi dopo la telefonata noi cerchiamo di risponderle in maniera completa. Lei vorrebbe capire come costituire un gruppo di vigilanza tra cittadini, Sì, giusto? di vigilanza, sì. Lei per del quartiere. Lei per capirci in che rione, in che zona sta? Ippodromo. Zona ippodromo, va bene, va bene. Allora, adesso ragioniamo subito con l'ospite sull'argomento che comunque era in scaletta e le rispondiamo, va bene? Perfetto, grazie. Molto gentile. Grazie a lei, buongiorno. Allora, un argomento che di fatto interessa. Allora, innanzitutto da dire che i cittadini tra di loro possono tranquillamente, che ne so, creare un gruppo WhatsApp tra vicini di casa, magari a avvisarsi se vedono cose strane, ma voi vorreste fare qualcosa, dicevate, di più strutturato, con anche una persona formata in tal senso per interfacciarsi e far da collante fra cittadini, comitato e forze dell'ordine, ma mi diceva che ci sono anche problemi ci sono state anche delle polemiche da parte dell'opposizione su questo, giusto? Assolutamente sì, perché quando si parla di sicurezza è un argomento che inevitabilmente crea polemica, perché si vanno a polarizzare le posizioni, no? E per rispondere anche alla signora, noi adesso abbiamo praticamente richiesto una sperimentazione, in particolare per quanto riguarda la quarta circoscrizione nella zona dei Campi Lisi, e poi in maniera similare è stata presentata anche in settima circoscrizione, perciò parliamo di Borgo San Sergio, Valmaura, quella zona lì, per avere un riscontro anche in settima.
L'assessore di riferimento, l'assessore sicurezza, la De Gavardo, ha fatto proprio questa nostra mozione e verosimilmente sarà applicata in breve termine. È ancora assolutamente in una fase di sviluppo, anche perché, come dicevo prima, le persone che andranno a coprire, non dico questo servizio, ma diciamo che parteciperanno a questo progetto saranno in prima battuta formate. Per rispondere alla domanda iniziale, sì, si tratta di cercare di istituzionalizzare un qualcosa che in teoria dovrebbe essere già di per sé abbastanza naturale, il fatto di conoscersi tra vicini, vedere cogliere quello che sta succedendo nel proprio rione, no? I vari movimenti, eccetera. E qui si tratta appunto, come dicevo prima, di organizzare il tutto, cercare di dare una direzione al tutto, anche per non creare poi, a titolo d'esempio, ma giusto per far capire, per non creare un possibile ingorgo di comunicazioni verso le forze dell'ordine, in cui le forze dell'ordine si ritrovano 10, 15, 20 telefonate di segnalazione, nel momento in cui entra in campo il coordinatore di quartiere, della vigilanza di quartiere, ecco che automaticamente si va a interfacciare con le forze dell'ordine e che ovviamente intervengono. E quindi insomma la possibilità di fungere da collante e di snellire anche, se vogliamo. Assolutamente sì. Va bene, sentiamo chi c'è al telefono. Pronto? No. Buongiorno, prego. Buongiorno Gianluca, sono Oscar, buongiorno al suo ospite. Buongiorno Oscar, prego. Buongiorno, allora mi riallaccio un attimino al discorso delle linee degli autobus serali. Se vorrebbe aggiungere un'altra linea al suo nodo che ha detto prima, per poter porre l'eventuale richiesta di chiarimenti e eventuali modifiche per la linea 3748. Dopo le 8.30, 8.40, diciamo dalla strada di Fiume, dalla Sergio Laghi per capirci, dove c'è la scuola, a salire verso l'ospedale di Catinara non passa più nessun mezzo pubblico e altrettanto a scendere, perché la 37 va in salita e va verso Borgo San Sergio, fa questo giro, e la 48 scende da Catinara e va verso l'ospedale maggiore. Quindi una persona che per necessità deve recarsi o all'ospedale maggiore o all'ospedale di Catinara non ha alcuna possibilità se non quella o di farsi portare da qualcuno o chiamare un taxi, ma non tutti hanno la possibilità economica di farlo e magari nell'urgenza non trova qualcuno che lo porta, e la cosa è un po' così, diciamo, non va bene secondo me. Ecco. Hanno tolto la linea diretta che una volta faceva la 37 per mettere la linea 13, quella che va su ad altura. E così hanno rivoluzionato tutto il giro 3748. Sarebbe il caso, se possibile, ripristinare come la prima, in maniera tale anche da prolungare l'orario fino alle 23, alle 24, che sarebbe una cosa più, secondo me, più necessaria. Ripeto, dalla Sergio Laghi praticamente alla confluenza di via San Patrizio, dove c'è Campo di Bocce, lì passa la linea C che va verso via Costallunga da dietro, però da lì in su non c'è più niente, zero assoluto, deserto dei tartari, tutto qui. Ecco, grazie vi Oscar. Ringrazio e vi auguro buon proseguimento e buona Pasqua a tutti quanti, a voi e alle vostre famiglie e anche a chi sta ascoltando. Grazie, altrettanto, grazie. Allora, sì, la copertura capillare c'è del servizio del trasporto pubblico, ma effettivamente non tutte le zone la sera sono coperte fino a certi orari, quindi questo è un po' il disagio che alcuni provano, insomma. Per quanto concerne non solamente sicurezza, ma prima parlavamo anche in fuori onda del verde pubblico, quindi la manutenzione e la gestione del verde pubblico, come va in quarta circoscrizione?
Siamo reduci da un sopralluogo qui in Villa Necker, che è un punto nevralgico per quanto riguarda la nostra circoscrizione, per quanto riguarda la quarta circoscrizione, un polmone verde in mezzo proprio a San Vito, perciò in una zona in cui sarebbe opportuno avere un pezzo di verde a disposizione della cittadinanza. Sappiamo che è demaniale, la zona è demaniale, sappiamo che siamo ormai in trattativa, la Giunta, l'amministrazione, la nostra amministrazione è in trattativa ormai da anni in tal senso, speriamo che si risolva al meglio per tutti noi, perché spazi in quarta circoscrizione ne abbiamo, spazi verdi intendo dire, ne abbiamo pochi. Abbiamo Villa Bazzoni che è stata restituita appunto alla cittadinanza neanche 10 anni fa, che purtroppo però è completamente vincolata da un punto di vista delle belle arti eccetera, da un punto di vista storico. Abbiamo il giardino di Via San Michele che ha avuto una profonda ristrutturazione nel tempo, però continua ad avere la necessità appunto di interventi. Abbiamo poi anche il discorso del Parco della Rimembranza, sotto San Giusto, che anche lì è stato oggetto di diversi interventi e continua a esserlo. Sul Parco di Rimembranza poi c'è tutto un discorso da fare anche sul ripristino dei cibi commemorativi che ci sono lì. C'è un'associazione ormai conosciutissima in ambito cittadino che è Palerano Le Pietre, che si occupa anche di questo e in cui l'amministrazione stessa collabora con questa associazione. E abbiamo poi anche i giardini del centro che troviamo in particolare, che sono particolarmente attenzionati da parte nostra, non ultimo anche quello di Piazza Libertà. Proprio la settimana scorsa in sede di Commissione Verde Pubblico della quarta circoscrizione abbiamo stilato una lista di possibili location per quanto riguarda suggerimenti, per quanto riguarda Trieste Estate, e con soddisfazione posso dire anche che abbiamo parlato anche di Piazza Libertà. Piazza Libertà che è una piazza, un giardino, una parte di verde in cui l'amministrazione ha investito tantissimo, in prima battuta proprio sulla totale riqualificazione della piazza, e però anche qui, e qui ritorniamo sul discorso della sicurezza, viene usata in maniera impropria, o quantomeno veniva usata in maniera impropria. Purtroppo l'amministrazione ha dovuto mettere in campo determinate azioni di tutela della piazza stessa, mi riferisco al fatto del prima ripristinare tutto il terreno attorno alla statua di Sissi, poi recintare la statua stessa, successivamente una seconda recinzione ancora più ampia, perché i frequentatori della piazza sono evidentemente non hanno quel senso civico, d'accordo, di utilizzo della piazza stessa come andrebbe fatto. Perciò anche il riappropriarsi di alcuni spazi della città da parte anche dell'amministrazione, magari anche con delle attività, sarebbe più che auspicabile. Ripeto, penso a Trieste Estate. Il discorso della sicurezza è un discorso molto delicato, perché chiaramente qui andiamo a toccare degli equilibri in città che sono in certo qual modo un nervo scoperto. Non ti nascondo il fatto che anche in circoscrizione
proprio personalmente ho presentato un'interrogazione per quanto riguarda via Udine 11, che è il nuovo, non so neanche io come definirlo, non voglio dire il nuovo hub, però è la nuova struttura messa in campo per quanto riguarda la nuova struttura ricettiva, per quanto riguarda gli immigrati, le persone che vengono da paesi di terzo o quarto mondo, che in realtà è una struttura assolutamente non adatta non è una struttura ricettiva, non si può fare dormitorio come sembrerebbe sia stato fatto, perché sono degli uffici. La destinazione d'uso è quella degli uffici. Aspettiamo ora la risposta da parte degli uffici tecnici del Comune di Trieste in merito, perché anche poi c'è un discorso di mettere uso un termine improprio, ma solo per farsi capire, in sofferenza tutta una zona, che è quella zona di via Udine, per cui molti cittadini, alcuni residenti, ci hanno fatto notare che tra via Udine e via Sant'Anastasio, il Piazza Libertà, c'è tutta una triangolazione, per cui in prima battuta denunciano un mancato decoro della cosa pubblica. Chiaramente noi in questo senso vogliamo assolutamente aiutare, ma soprattutto come dire, arginare questa sorta di fenomeno. Sentiamo una telefonata, pronto? Buongiorno. Pronto, prego, buongiorno. Salve, allora volevo intervenire sul fatto della sicurezza che avete iniziato. Sì. Siccome a scuola siamo andati un po' tutti, no? E abbiamo studiato abbastanza, questa faccenda è stata affrontata così anche più di 100 anni fa. C'erano dei cittadini, non forze di polizia, che in branco giravano e mantenevano l'ordine. Si chiamavano camicie nere. Ecco, allora se questo sistema è un sistema per creare una nuova forma di camicie nere, mi sembra che sia proprio quello cercato e voluto, perché non si può, viviamo in un paese civile, viviamo in uno stato di diritto, viviamo in uno stato in cui si pensa che abbiamo le tasse per avere una forza di polizia, per avere una forza d'ordine e non sui cittadini. Se le cose non funzionano e non siamo soddisfatti, non bisogna aggiungere caos nel caos, non possiamo mettere in mano telefonini o altre cose a persone che non sono competenti e non glielo fai diventare competenti con un corsetto di 6 mesi. Ecco, e non si possono neanche mettere tutte le teste calde, perché se vogliamo mantenere l'ordine, guarda, basta che prendiamo 200 ultras, li mandiamo per città e lascia il problema. Ma no, non credo che si tratti assolutamente di questo. Va bene, grazie, buongiorno. Grazie, no, volevo rispondere. Non ci sono le ronde con i bastoni di cittadini che girano per la città, non è sicuramente questo il progetto, credo. Insomma, il paragone con le camicie nere mi sembra un tantino fuori luogo. Prego. No, invece è un esempio calzante di una parte di persone che hanno una determinata visione rispettabilissima, per l'amor di Dio, ma non è assolutamente di questo che stiamo parlando. È proprio per evitare questo scenario che ha appena detto questo nostro cittadino, proprio attraverso l'istituzionalizzazione del progetto e attraverso la formazione delle persone, proprio per evitare le teste calde, proprio per evitare i facinorosi, proprio per evitare episodi di questo tipo. Peraltro, in questo intervento brevissimo si può cogliere tantissimi spunti. È vero, è assolutamente vero sul discorso delle forze di polizia. Le forze deputate sono quelle, le forze di polizia. Ricordo in tal senso, perché poi noi come amministratori rispondiamo del nostro operato, ricordo in tal senso la
l'ulteriore polemica che è stata fatta sull'armamento della polizia locale. Armamento della polizia locale in cui di nuovo l'opposizione ha votato contrario. Cioè si domanda più forze di polizia, si domanda più qualifiche in campo, però poi non si danno gli strumenti a chi dovrebbe appunto scendere in campo. E questo è un controsenso, un cortocircuito, non è possibile, d'accordo? Perciò o si va ad aiutare le forze di polizia oppure si ostacolano. Peraltro, giustamente il signore parlava anche di telefonini, no? Di riprese di telefonini, eccetera. Ricordiamo che le prime vittime, se così vogliamo chiamarle, dei telefonini, sono le stesse forze di polizia, in cui vengono, nella maggior parte dei casi, impallinate, mediaticamente parlando, proprio da filmati di quelli che si ritrovano un telefonino in mano e che poi lo usano come fosse una clava proprio contro le nostre forze di polizia. Le nostre forze di polizia, in prima battuta, hanno bisogno di noi, hanno bisogno dei cittadini, hanno bisogno della nostra collaborazione. Se noi vediamo una divisa, noi dobbiamo essere aperti nei confronti della divisa e viceversa non dobbiamo essere ostili. Allora c'è l'ultima pubblicità e poi la parte finale della trasmissione. A fra poco. Bene, pronti per l'ultima parte di Sveglia Trieste con Riccardo Ledi, Fratelli d'Italia. Adesso parleremo anche di parcheggi, ma così, con l'occasione facciamo vedere anche la vignetta di Marco Englaro che ringrazio per mandarci sempre il suo contributo. La mi scusi signor abusivo, posso posteggiare qua mio marì? E quindi la moglie che porta il marito inevitabilmente sulle rive, credo, perché è lì che ci sono gli episodi di parcheggiatori abusivi. Grazie Marco Englaro per la vignetta di cui ringrazio, sempre molto puntuale. Però in realtà adesso, al di là di quella zona che è Demanio, parliamo di una questione che esiste, no? Una problematica di parcheggi nel centro storico. Ahimè, purtroppo sì. Abbiamo avuto un boom turistico in questi ultimi anni, dico per fortuna, però chiaramente questo boom turistico ha portato anche delle conseguenze anche per quanto riguarda i parcheggi, oltre che per un fenomeno che più in generale si può definire come overtourism. La città è piena di turisti, dunque di conseguenza è piena d'auto, è piena di dehors, è tutto quanto pieno, d'accordo? In quest'ottica abbiamo chiesto all'amministrazione un particolare occhio di riguardo, se così si può chiamare, ma in realtà non è un occhio di riguardo, è semplicemente un'attenzione particolare, un non dimenticarsi anche dei residenti, in particolare dei residenti del centro storico. Da piano generale del traffico urbano, che dovrebbe essere un documento più o meno del 2012-13, sono previsti, a titolo d'esempio, delle convenzioni per i residenti del centro storico. Convenzioni che erano state attivate e poi chiaramente in quanto tali per definizione sono scadute, sarebbe opportuno ripristinare. Convenzioni di che tipo? Convenzioni per quanto riguarda tariffe agevolate in prima battuta. Noi abbiamo a titolo d'esempio, ci sono alcuni parcheggi bianchi nel centro storico di Trieste, mi riferisco soprattutto al Borgo Giuseppino, parcheggi bianchi che sicuramente non vanno a coprire l'esigenza dei residenti, non sono tantissimi. In più spesso questi parcheggi bianchi sono mangiati dai cantieri, perché i cantieri per il rifacimento delle facciate o i cantieri in generale, eccetera, vanno in maniera naturale a mangiare parcheggi. Ecco allora che in maniera naturale si ritrova quasi necessario il discorso delle convenzioni a tariffa agevolata, che come dicevo prima sono previste dal piano generale del traffico urbano. Ora non dirò
le cifre previste nel piano generale di traffico urbano, perché uno potrebbe saltare sulla sedia, all'epoca erano state fissate in maniera molto bassa. Dal 2013 ad oggi chiaramente è cambiato il mondo, è cambiata anche Trieste, è cambiata anche la vocazione di Trieste, ci ritroviamo, come dicevo prima, a dover amministrare anche un flusso turistico enorme e di conseguenza anche il discorso dei parcheggi. Certo che, come dicevo prima, un'attenzione particolare per i residenti va data in questo contesto. Sono sempre stato un grandissimo difensore dei parcheggi e ho cercato anche di crearli in zone dove prima non c'erano. La scorsa consigliatura ero presidente della 4ª circoscrizione, ricordo di aver creato assieme agli uffici tecnici del Comune di Trieste tutti dei nuovi parcheggi nella zona di San Giusto, a regolamentare alcuni di via Tiepolo, via Segantini. Non siamo riusciti a regolarizzare quelli di via Montecucco, ma ti parlo di via Bazzoni, create anche lì, via San Giusto, eccetera. E non più tardi della scorsa settimana abbiamo votato una mozione proprio in 4ª circoscrizione per quanto riguarda via Mamiani, la parte diciamo la prosecuzione di via Combi, per quanto riguarda i parcheggi, e posso assicurare ai residenti che per quanto di mia competenza abbiamo sempre difeso il numero dei parcheggi. Abbiamo sempre difeso con le unghie e coi denti anche la conservazione dei parcheggi bianchi. Talune volte ci siamo riusciti, altre purtroppo no. Abbiamo visto anche la trasformazione di alcuni parcheggi bianchi in stalli blu, ma questo era verteva mi riferisco a via Diaz, era nel computo generale di un processo del Parc San Giusto, per cui si doveva in qualche maniera, con l'uso dell'ascensore, si doveva compensare il mancato introito. In poche parole, noi cerchiamo di stiamo mettendo tutta in tal senso. Non è facile. Quello che auspichiamo, la cosa più fattibile, appunto, nei termini di fattibilità, è la riattivazione delle convenzioni per quanto riguarda i parcheggi per i residenti del centro storico. Ho fatto un riferimento all'overtourism, al fenomeno del turismo, ci siamo mossi anche per cercare di amministrare anche questo nuovo fenomeno che Trieste si ritrova, che è questa massa enorme di turisti che ci ritroviamo nel centro storico, ma spesso e volentieri vanno anche, si dilatano poi anche non dico nelle periferie, ma nei quartieri, nei rioni limitrofi al centro storico. Abbiamo fatto una mozione per quanto riguarda i DEORS e il controllo degli stessi, perché ci sono alcuni punti della città, abbiamo segnalato alcuni punti della città, mi riferisco a Viale 20 Settembre, ma anche a zone pedonali quali via San Nicolò, a titolo d'esempio, in cui ormai si ha difficoltà a transitare come pedoni. Troppa gente. Assolutamente troppa gente. Aspetti un attimo, c'è una telefonata che attendo da un po', poi però l'argomento mi interessa. Pronto? Pronto? Pronto, sì, ecco. Buongiorno. Ecco. Buongiorno, prego. Buongiorno. Premetto subito che io sono uno molto favorevole alla cabinovia. Sì. E l'altro ieri ho partecipato all'assemblea di via Filzi, dove è stata partecipata principalmente, se non esclusivamente, da quelli che erano contrari. Comunque sì. Sono riuscito a prendere la parola, poi dopo, allora, il tram
beata l'ora che è ritornato, però è diventato di quasi preminente interesse turistico, mentre doveva essere una linea urbana in più. Allora, 2-3 punti di rilievo. La cabinovia non ha semafori, non ha incroci, non ha dare la precedenza, non ci sono precedenze da dare, non ci sono ore di punta, per cui invece il traffico urbano, le automobili inquinano proprio ferme ai semafori a girare un quarto d'ora in cerca di parcheggio e quant'altro. Quindi l'inquinamento deriva da là. In più il tram, io ho visto i sabati e le domeniche in particolar modo, è straripante. La gente che vuole andare a Opicina per turismo sono accalcati all'interno del tram in piedi come salmoni a farsi mezz'ora in piedi fino a Opicina o scendendo da Opicina, per cui non c'è modo di ammirare il paesaggio o il mare, mentre nella cabina di ogni navicella si sta al massimo in 10 o 2 o 3 con le biciclette, anziché come salmoni dentro. Quindi va bene difendere il tram, io sono favorevolissimo al tram. Attenzione però che dovrebbero diventare complementari, tram e cabinovia dovrebbero essere complementari, specialmente se c'è un giorno di maltempo, di pora, quant'altro, il tram è preziosissimo. Però, ripeto, ci sono ore in cui gira il tram tranquillamente con poca gente a bordo, ma ci sono i sabati, i venerdì, i sabati e domeniche per cui è straripante di persone. Questo con la cabinovia non succederebbe. In più non c'è un orario di partenza e di arrivo. Se perdo una cabina prendo quella prossima dopo 20 secondi e quindi sarebbe il non plus ultra. Non inquina, non ci sono semafori, incroci, precedenze da dare, ore di punta. Grazie per l'attenzione, buongiorno. Grazie, buongiorno. Volevo fare una piccola riflessione su questo ultimo intervento. E c'entra anche il turismo, no? Perché parlando di tram... Assolutamente. E come dicevo prima, il fenomeno turistico va amministrato, non dobbiamo essere noi cavalcati dall'onda, ma noi cavalcare l'onda. È auspicabile che l'Ovovia venga presa in gestione dalla Trieste Trasporti, che si è già fatta avanti in tal senso, come d'altra parte anche il tram deve assolutamente rimanere alla Trieste Trasporti. Abbiamo avuto anche in circoscrizione, in consiglio circoscrizionale, un piccolo dibattito proprio sulla questione dell'uso, della diversificazione dei biglietti, per quanto riguarda il tram, se ad uso turistico o ad uso dei residenti, dei triestini, dei cittadini. E personalmente mi sono astenuto per un semplice motivo: il toccare i biglietti, il toccare il tram, il vedere di scorporare il tram dal trasporto pubblico locale porterebbe a un disastro economico. Ricordiamoci che il trasporto del pubblico locale non è sostenuto dai nostri biglietti, d'accordo, dai nostri abbonamenti, che va a coprire il 10-15%, ma principalmente dall'ente regione. Questo per dire cosa? Che il tram, come auspicabilmente l'Ovovia domani, deve rimanere o dovrà, ripeto, è auspicabile che sia gestito dalla Trieste Trasporti per rientrare nel circuito del trasporto pubblico locale e così facendo pagare soltanto 1,50 € per poter utilizzare il tram per 60 minuti. L'alternativa è il pagamento, io non lo so, verosimilmente di biglietti di 8-10 euro almeno. Mi spiego? Questo per rispondere anche ad alcuni cittadini che hanno alzato
che hanno segnalato questo problema del tram, in cui il tram viene usato molto dai turisti, eccetera. La premessa è benvengano i turisti, meno male che i turisti utilizzino il tram, ma soprattutto dobbiamo necessariamente trovare una convivenza con i turisti. Non possiamo pensare di avere queste strutture di trasporto pubblico locale fuori dal circuito del trasporto pubblico locale stesso. Sarebbe per gli utilizzatori del tram, domani dell'Eurovia, sarebbe un qualcosa di tragico in termini economici per noi cittadini. Turismo che di fatto è cresciuto molto, siamo passati a aspettare la primavera-estate per vedere l'arrivo delle masse di turisti, invece adesso da qualche anno è una costante durante tutto l'anno, no? Poi è chiaro che in certi momenti delle stagioni ce ne sono di più, altri di meno, però insomma comunque questa cosa è abbastanza, per tanto che non si cammina in alcune vie del centro. Assolutamente giusto? sì, e infatti da qui appunto la nostra mozione presentata un paio di mesi fa per quanto riguarda appunto gli spazi dei The Horse. Noi abbiamo chiesto principalmente la conservazione delle vie di fuga e lo spazio necessario per quanto riguarda l'accesso ai mezzi d'emergenza, perché in alcune zone, come dicevo prima, ci sono alcune zone del viale in cui i restringimenti sono talmente forti, sono talmente importanti a livello di The Horse, che ormai tra il flusso di turisti, tra comunque i residenti che frequentano la città, come normalmente che sia, tra giustamente anche i nostri commercianti, i nostri ristoratori con i The Horse, che per fortuna hanno avuto uno sviluppo notevole, la città ha avuto alcuni punti, come dicevo prima, della città sono andati in sofferenza in tal senso. C'è un'altra telefonata, pronto? 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 Pronto, mi sente? Sì, buongiorno, eccoci. Buongiorno. Senta, io sono un favorevolissimo per la cabinovia e trovo speciose le giustificazioni dei residenti e soprattutto di quella fazione politica che a mio avviso sta combattendo una battaglia per evitare che la giunta del centrodestra riesca in un progetto che potrebbe portare lustro alla città e quindi un danno alla loro parte politica. Questa è solamente una campagna politica. Russo e i suoi accoliti sono riusciti a raccogliere un certo numero di cittadini che combattono questa opera solamente ed esclusivamente per motivi politici e non per il benessere della città. Tutto qua, questo era quello che volevo dire. Buongiorno. Grazie, buongiorno. Grazie. Prego, lei. Sì, a proposito appunto di quest'ultimo intervento, desideravo ricordare soltanto due passaggi. Il primo, l'Eurovia è un'esigenza che è stata data in prima battuta dai tecnici, cioè è un qualcosa per cui i tecnici del Comune di Trieste hanno calcolato che andrebbe a incidere sull'entrata nord di Trieste per il 20% del traffico, andrebbe ad alleggerire del 20% il traffico d'entrata di Trieste Nord. E questo è fattuale, è un dato di fatto, è un dato appunto stilato dai tecnici, ripeto, non dalla parte politica. E poi c'è un discorso anche politico, mi permetto di fare una piccola polemica. Per anni l'opposizione, il PD, la sinistra in generale locale ci ha rimproverato di non partecipare a concorsi, programmi, finanziamenti ministeriali, finanziamenti europei, eccetera, eccetera, nel momento in cui
Lo facciamo e lo vinciamo. All'epoca, ancora con la scorsa consigliatura, vincemmo il concorso ministeriale appunto per quanto riguarda l'Ovovia e ci furono, vincemmo per 49 milioni il progetto, improvvisamente non va più bene. Allora bisogna anche però fare un po' pace con se stessi e capire in quale direzione anche l'opposizione voglia muoversi, perché non può sempre dire no per linea di principio. Io capisco adesso che l'Ovovia è un argomento divisivo perché ormai ha preso chiaramente una posizione o l'altra anche nell'arco politico, però questa cosa qui è dovuta anche a un atteggiamento assolutamente non costruttivo da parte della sinistra locale. Va bene, dobbiamo chiudere Sveglia Trieste. Io ringrazio Riccardo Lei di Fratelli d'Italia per essere stato con noi. Alla prossima e buon lavoro. Grazie a voi, grazie. Grazie anche a voi per averci seguito, vi auguro buon proseguimento con la vostra giornata.